buongiorno, partiamo questo giovedì 29 maggio 2025 con una temperatura che non è proprio da maggio 2025, avete sentito il meteorologo che ho avuto proprio l'altro giorno che ha detto fino a metà giugno non ne veniamo fuori, perciò dobbiamo portare pazienza e speriamo che il sole brilli. Il sole sta brillando anche un po' meno nel 5 per 1000, purtroppo stanno calando le donazioni perché siamo in tanti, siamo in tantissimi, tutti chiedono con ragione. Naturalmente noi siamo al quinto posto perché veramente, e devo ringraziare tutti voi per il continuo appoggio che mi date, siamo un po' diminuiti ma come tutti non è stato facile crescere proprio con questo 5 per 1000 perché come avete sentito e come vedete anche negli spot siamo in tantissimi veramente. Io cerco di portare avanti questa grande famiglia con voi che mi supportate e vi ringrazio perché sono aiuti molto importanti. Ho superato gli 80.000 euro, siamo 84.000 euro, perciò capite l'importanza di starmi vicino perché se voi mi aiutate io aiuterò. Siamo l'unico emporio solidale all'interno di un ente pubblico in Italia, questo lo dicono in pochi, non è che io acceleri molto perché qualcuno poi mi dice ma tu hai le telecamere, sì ho le telecamere ma bisogna essere anche credibili e naturalmente questa credibilità delle volte quello che faccio può dare fastidio a qualcuno, però sapete che io racconto e dico quello che vedo, come quello che vedo e sento. Ne parlerò questa mattina con due ospiti graditi che è l'avvocato Fabio Maggio, consigliere provinciale a Treviso, Forza Italia. Buongiorno. Grazie, a te e a tutti Maggio. I tuoi telespettatori. E abbiamo anche collegato il consigliere invece del gruppo misto, l'avvocato Alessandro Bortoluzzi. Grazie anche a lei, avvocato, di essere qui con me questa mattina. Mirella, ciao. Questa mattina cercheremo di capire cosa sta succedendo anche in politica, queste votazioni. Ecco, questi messaggi a mio avviso ne parlavo con tanti ospiti e di sicuro non solo con il sì o per il no, ma di tutti, che anche loro non riescono a capire come fa la politica a dire astenersi, di dire non andate a votare, quando abbiamo veramente una marea di persone, un 50% più che non va a votare, questi messaggi devastanti che lancia la politica. Allora, vogliamo che le persone si rendano responsabili o vogliamo, perché in questo momento qualcosa dà fastidio, si dice non andate a votare o astenetevi? Io lo trovo veramente imbarazzante questo, anche perché fa capire che non deve girare così, uno deve andare a votare, avvocato Maggio, indipendentemente dal sì o del no. Può fare anche scheda bianca, ma deve partecipare. Come vede lei la situazione, avvocato? Il voto è sicuramente un diritto che va esercitato sempre, e questo è giusto dirlo come istituzioni. Io rappresento la provincia in qualità di vicepresidente, ma sono anche amministratore locale come lo è il collega Bortoluzzi e siamo soprattutto anche avvocati, quindi nel solco della legalità io credo che l'esercizio di un diritto come il voto sia di fondamentale importanza a prescindere dall'occasione in cui ci troviamo. È un esercizio di democrazia e di democrazia soprattutto in questi tempi ne abbiamo sempre più bisogno, la situazione internazionale lo dimostra. Avvocato Bortoluzzi. Ma io veramente mi sono molto arrabbiato quando ho sentito il Presidente del Senato, quindi la seconda carica dello Stato, invitare a non andare al voto. E grande delusione anche quando ho sentito ripetere le stesse parole dal Presidente della nostra regione, Luca Zaia. Sono messaggi, io dico, irresponsabili, soprattutto in questo momento in cui alle politiche e anche alle amministrative, che erano elezioni in cui fino a 20 anni fa partecipavano forse il 90%, l'80% degli aventi diritto, adesso facciamo fatica a arrivare al 50%, eleggiamo dei sindaci o dei presidenti di regione con dei quorum francamente imbarazzanti, con delle maggioranze che non sono maggioranze. Quindi veramente io sono, qualunque sia l'idea poi rispetto a questi referendum, perché ci possono essere oggettivamente anche delle critiche sul modo in cui chiamiamo al voto gli elettori, ma quando delle elezioni sono state indette è diritto dovere di tutti gli elettori andare a votare. Quindi queste cose che ho sentito da parte
di queste cariche dello Stato e della regione mi hanno veramente così profondamente contrariato, a dir poco. Allora, quello che però emerge anche dal voto di Ravenna, dove invece c'è stato un aumento di persone che sono andate a votare. Allora, voi che siete anche politici, in particolare l'avvocato Bortoluzzi, forse più di Maggio, perché ha un po' più di anni dell'avvocato Maggio, se hai un candidato credibile che si spende, spesso e molte volte anche non appoggiato apertamente dalla segreteria, ma un po' esterno, ma che ha seminato bene, che è conosciuto, la gente ci crede e va a votare, perché sono aumentati, cioè il numero di persone che sono andate a votare là sono aumentate, e non solo là. Ecco, quanto importante è il candidato, avvocato Maggio? Il candidato nelle elezioni amministrative, soprattutto nei comuni, da quelli più piccoli, e Genova dimostra anche a quelli più grandi, è fondamentale. Un candidato non esposto partiticamente è quello che oggi attrae di più l'elettorato, lo dimostrano queste elezioni, ma lo hanno dimostrato anche le ultime elezioni amministrative nel nostro territorio. Il candidato sindaco, per la modalità con cui oggi si votano i sindaci, diventa, diciamo, il perno dell'attrattività della proposta politica. E sempre di più quello che vediamo è che i partiti perdono un grip, diciamo per così dire, nelle elezioni amministrative locali in cui le persone sono al centro. Io sono giovane, però ho 20 anni di ormai diciamo impegno nel mio piccolo comune, e questa è la sintesi, diciamo, di questi 20 anni. Se non sei credibile personalmente, puoi anche appartenere a un partito che in quel momento diciamo è sulla cresta dell'onda, ma non avrai mai un risultato diciamo che conta veramente, perché le elezioni locali, l'amministrazione locale, più di ogni altra, rende ragione di un impegno che deve essere costante, coerente e leale alle promesse che vengono fatte ai cittadini, e serie soprattutto. Avvocato Maggio, molti leghisti che siedono in ruoli molto importanti continuavano e continuano a dire: il Veneto siamo noi. Come spiega il 7% della Lega che ha voluto correre da sola a Ravenna? Ma allora, io solitamente non commento in casa d'altri, perché non voglio mai che venga commentata, diciamo, casa mia. In coalizione di solito, no? Detto questo, a Ravenna sicuramente c'è una situazione particolare, diciamo che la Lega non è mai stata fortissima in quei territori. Per quel che riguarda il Veneto, insomma, la Lega dice che il Veneto è suo, io insomma ho qualche dubbio sull'appartenenza della nostra regione a qualcuno. Credo che i veneti sappiano bene scegliere chi debba amministrarli. Forza Italia è parte di una coalizione che ha governato, io credo, bene in questi anni. Si può sempre migliorare, come dice anche il nostro segretario regionale, ci sono degli aspetti che vanno necessariamente rivisti nel governo della regione, e questo è assolutamente fisiologico, e io credo che il centrodestra possa serenamente trovare una sintesi nelle prossime settimane, a breve, proprio per proporre una proposta di governo rinnovata ai veneti, e dando così una continuità, e con uno sguardo anche verso i prossimi 10 anni in cui sarà fondamentale programmare, perché come vediamo la contingenza economica, la contingenza internazionale rischia diversamente di schiacciare i nostri territori ad una crisi che sembra irreversibile. Sentiamo anche cosa ne pensa l'avvocato Bortoluzzi di questo 7% della Lega che corre da sola. Che ha corso da sola. Anch'io non è che vorrei dare molti giudizi su quello che succede in casa d'altri, però insomma da osservatore anche esterno di quella coalizione mi pare evidente che già da diverso tempo la Lega sia un po' in una fase calante, ma al di là dei dati elettorali secondo me comincia a esserci così un deficit di fiducia verso una forza politica che sta perdendo anno dopo anno una propria identità. Io francamente sì, non so come siano conciliabili alcune posizioni che il segretario di quel partito declina a livello nazionale con altre cose che sento
a livello locale. Anche il modo in cui è stato rieletto il segretario di quel partito credo che abbia lasciato in molti militanti e elettori della Lega un po' l'amaro in bocca, perché forse dopo alcuni anni qualcosa andava cambiato. A livello regionale sì, chiaro che la partita sembra giocarsi anche questa volta solo nel campo del centrodestra. E direi che insomma Fratelli d'Italia sta sgomitando, non mi pare abbia sul campo moltissimi generali. Forza Italia, ma non ho capito qual è il giudizio rispetto alle ultimi giri amministrativi di Zaia. Vedo che insomma registro che Forza Italia è rimasta anche fuori dagli assessorati nell'ultima tornata amministrativa. Adesso si ricandida, mi viene solo da dire speriamo faccia un po' meglio del Forza Italia che abbiamo visto con Galan, francamente, ecco, mi auguro questo. Avvocato Bortoluzzi, allora molto criticata, adesso andiamo da un'altra parte, andiamo al centro-sinistra, questa è Elly Schlein, ecco, non sa porsi, non sa, ma il partito sta crescendo. E ultimi risultati, 8 comuni al centro-sinistra, 5 comuni al centro-destra. Allora vuol dire che qualcosa sta seminando, come la vede lei? Prego Bortoluzzi. I risultati amministrativi positivi sono venuti dove tutto il centro-sinistra è riuscito a presentarsi unito, coinvolgendo anche delle Italia Viva e Azione, insomma, ecco, quindi forze politiche che stavano guardando di più al centro, e questo è come sempre è il messaggio e il modo di porsi corretto quando si va alle amministrative, quindi dare sempre dei messaggi in cui si riesce a stare assieme e si riesce a fare sintesi. I risultati del Partito Democratico non lo so, adesso leggeremo meglio i dati, ma non mi sembrano comunque di per sé determinanti di questa affermazione. Lo dico mio malgrado, insomma, ecco perché non faccio più parte del Partito Democratico, però insomma è sempre la forza politica da cui provengo, e di sicuro distante non sto andando, però effettivamente dubito sulla forza attrattiva e la forza propositiva di questa segreteria, quantomeno nelle amministrative. I risultati positivi secondo me sono venuti per altre dinamiche. Allora sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia, così apriamo il centralino. Vai Rinaldo. Ciao Mirella, ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto l'avvocato Bortoluzzi ha ragione, ha fatto una bella sintesi di quello che c'è la politica adesso. Parliamo della Lega, dobbiamo votare 1 milione di persone che hanno votato per l'autonomia. C'è passato 10 anni e ritorna ancora in giro. Ma di cosa parliamo? Ma di che Lega parliamo? Finché c'è Salvini nella Lega nel Veneto, non la voteremo più neanche a me. Cosa c'entra Salvini? Che va in Lombardia e col Veneto, cosa ha che fa? Ma siamo di una testa, e la Lega Veneta, va bene, e se Veneta, e ora chi sta a fare i fatti sui, non abbiamo bisogno di quella gente che vea, e tira 350.000 euro l'anno per parlare male di tutti, a dire quello che dice. Ma se vergogniamo, è il Veneto, anche con la democrazia cristiana, e diceva sempre, adesso sono tutti fascisti, tutti votano per... Ma non si ricorda più della storia. Mica 89 anni di storia, me la ricordo. Ma le cose che non parlare, il voto, il popolo non va a votare perché non sei contento, no? Ma ti vedi cosa che Dio fa, sto governo qua? I gadaishi, a chi che la roba, che sta in galera, il gatto dagli vitalizi. Ma non è una vergogna, una vecchia che il supermercato che ha rubato lo scatto del Teleton gli ha denunciata. Ma dai Mirella, bisogna che sto governo non ha messo il popolo qualcosa, col 50% e così è 7 partiti, uno che ne ha 7, uno che ne ha 4, uno che ne ha 9. Ma che politica si poteva parlare?
bravo avvocato, e ricordate una roba, il 5 per 1000 va a Mirella, perché vedremo dove che va a finire che la cura è Mirella con 5 per 1000. Ecco, allora fate il passaparola, io ho le sentinelle come sentite, certo, fate la passaparola nel territorio, perché sennò qualcuno divora la Mirella, sono quelli molto importanti, molto che hanno dei numeri anzi importanti. Grazie comunque Ciao, Rinaldo. Mirella, e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo. Allora andiamo a vedere anche questo referendum, astensione Joe Bucks, andiamo a Padova. Urne aperte domenica 8 giugno e lunedì 9. I cittadini sono chiamati a esprimere la loro volontà di abrogare alcune norme in tema di lavoro, 2 originariamente introdotte dal Jobs Act, diventato legge nel 2016, e la legge sull'acquisizione della cittadinanza italiana. Da Forza Italia arriva l'invito all'astensione. Noi siamo per l'astensione perché riteniamo che l'astensione è una delle terze opzioni previste per legge. C'è il sì, c'è il no, ma c'è anche l'astensione. Naturalmente il referendum è un istituto importante di conquista per la democrazia diretta, ma come abbiamo visto in tutti questi anni non si riesce a raggiungere il quorum, quindi forse va messo a mano alla legge che prevede il referendum. Sui 4 quesiti referendari sul Jobs Act, Sebastiano Arcoraci puntualizza. I 4 referendum che riguardano il Jobs Act naturalmente sono talmente complessi i quesiti e dal punto di vista anche tecnici che la gente farà anche fatica a capirli, ma per motivi politici noi riteniamo che il Jobs Act ha creato almeno 600.000 posti di lavoro, così come dice l'Istat. Fare un referendum per abrogare queste leggi, che poi sono state su iniziativa del governo Renzi, che adesso fra l'altro è alleato col centro-sinistra, ci sembra un'antinomia, ci sembra effettivamente un paradosso. Allora, Avvocato Maggio, come commenta questo servizio che abbiamo sentito, queste parole? Perché bisogna sentire i favorevoli, i contrari, e dopo ognuno a casa faccia quello che vuole. Prego. Diceva prima il collega Bortoluzzi che si può anche non essere d'accordo con i quesiti referendari. Io personalmente nutro seri dubbi sulle modalità con cui sono stati formulati, sulla modalità stessa del referendum abrogativo, che ha diciamo un intrinseco problema, nel senso che nel momento in cui abroghiamo quelle norme ci ritroviamo in una condizione precedente di normativa, quando invece il tempo è trascorso, le situazioni si sono cristallizzate, tanti diritti sono stati acquisiti e delle modalità all'interno delle aziende sono cambiate. Quindi un cambio drastico attraverso un referendum abrogativo rischia di creare più problemi che benefici e soprattutto deresponsabilizza la politica. Deresponsabilizzare la politica significa che con questo referendum la politica, e in modo particolare il Parlamento, abdica a migliorare eventualmente, se sono da migliorare, le situazioni che questo referendum rischia invece di tagliare a metà con l'accetta. Insomma, ecco, risolvere i problemi semplicemente attraverso un referendum in cui si dice sì o no, in queste particolari materie così delicate, così specifiche, che necessitano comunque un approfondimento dal punto di vista tecnico, io credo sia molto 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 pericoloso. E in più la complessità dei quesiti non aiuta sicuramente l'elettore ad esprimere una opinione consapevole, io credo. Avvocato Bortoluzzi, a lei il commento. Io posso non essere d'accordo e non sono d'accordo su un invito all'astensione che ho sentito ripetere anche da quel rappresentante di Forza Italia poco fa. Detto questo, sottoscrivo parola per parola quello che ha detto il collega e amico Maggio, perché il tema, lui ha assolutamente centrato quelli che sono i problemi di questi quesiti referendari. Dopodiché sono stati ammessi e quando sono ammessi si va a votare, punto. E si va a votare, ognuno cercherà di votare per quello che riesce a elaborare rispetto dei quesiti che sono oggettivamente complessi. Anch'io non sono assolutamente d'accordo su queste modalità
del referendum abrogativo su materie così tecniche, come possiamo pensare di chiamare così i nostri concittadini a esprimersi su questioni pure importanti, in cui sì, magari anche qualcosina da cambiare c'è nelle leggi, ma come per esempio la responsabilità dei committenti nei casi di infortuni sul lavoro, insomma sono tutte delle cose passaggi che non fanno bene alla politica, non fanno bene neanche alla partecipazione dei cittadini al voto, perché oggettivamente creano nei cittadini anche una situazione insomma anche di imbarazzo, di dover scegliere su delle cose di cui dovrebbe occuparsi la politica in Parlamento e magari anche con tutte le istruttorie che ci devono essere quando si interviene su dei temi così importanti. Dopo anch'io, per esempio, per quanto riguarda il Job Act, non ho nessun problema a rilevare l'assoluta contraddittorietà della posizione del Partito Democratico, che dopo aver votato la legge qualche anno fa adesso fa un referendum abrogativo. Sono cose che non si fanno, insomma, sono cose che disorientano gli elettori e che allora, avvocato Bortoluzzi, sì, avvocato Maggio, però allora parliamo della questione lavoro. Allora, noi abbiamo i giovani che vanno all'estero perché qui non trovano né lavoro e neanche uno stipendio adeguato al loro studio che hanno fatto, che va rispettato. Abbiamo gli operai che sono gli ultimi della catena, che vivono con 1.000-1.200 euro, se arrivano a 1.500 è già una vittoria. Abbiamo i diversamente giovani che non riescono più a sopravvivere, neppure a curarsi, perché hanno 500-600 euro di pensione. Abbiamo la vita che sta diventando sempre più cara. Qualcuno mi ha telefonato dicendo andare dal fruttivendolo è come entrare in gioielleria ormai. Allora, cosa si può fare? Perché lei dice la politica, ma se la politica non interviene, e vediamo che non interviene, nessuna politica, ieri ne parlavo col mio ospite, nel centro-sinistra, nel centro-destra, perché hanno governato tutti e due, non è che abbia governato uno solo. Però il problema degli stipendi, delle pensioni, di far pagare veramente chi deve pagare le tasse e non trovare 1000 scorciatoie per non pagarle. Abbiamo anche in Parlamento dei rappresentanti che a mio avviso dovrebbero veramente mettersi una mascherina per la vergogna. E cosa si fa allora? A chi ci si rivolge? Perché sembra che non si sia ascoltati. Ma come si fa nel 2025 sopravvivere con i banchi solidali? Stanno crescendo come funghi. Perché? Perché è l'unico rifugio dove hanno. Mancano le case per andare a abitare, non ce ne sono. Io ho avuto esperti, non guardiamo quelli chiusi, perché se anche li aprissero non darebbero soddisfazione a tutte le richieste che ci sono. Non abbiamo RSA e se le abbiamo sono carissime. Cioè, ma mi volete dire, parlo in generale naturalmente, non è che lo dico a voi come responsabile, ma mi volete dire cosa deve fare questo cittadino che deve essere fortunato ad avere quel sindaco, abitare in quella regione, avere quel supporto? Ma stiamo scherzando? Ma perché le tasse le devono pagare solo gli operai, i pensionati, quelli veramente che basta che clicchi e saltano fuori e sono sicuri perché vai nelle buste paga e nelle pensioni? Ma vogliamo renderci conto che abbiamo una dichiarazione di redditi che qualcuno potrebbe controllare? Non lo fa neppure il centro-sinistra e neppure il centro-destra, perché continuano i ricchi a diventare sempre più ricchi e sono pochi, e i poveri stanno diventando sempre più poveri, perché i banchi solidali non arrivano i barboni, arrivano le famiglie che non ce la fanno, che devono pagare il mutuo, le bollette maledette con la speculazione, i figli che crescono. Avvocato Maggio, lei conosce questa realtà? Ma guarda, Mirella, io comprendo perfettamente, conosco questa realtà non solo come amministratore ma anche come professionista. Detto questo, pensare che questa situazione sia dovuta al Job Act è un errore importante. Dall'approvazione di quella legge, e parlo come rappresentante di un partito che non ha sottoscritto quel testo, l'occupazione è aumentata del 17%.
I contratti a tempo indeterminato sono aumentati del 17%. L'introduzione del contratto a tutele crescenti è oggi una realtà che per le imprese è diventata uno strumento cruciale. Dobbiamo sempre ricordarci che prima dell'approvazione di quella legge ci trovavamo in una situazione di occupazione molto complicata, molto peggiore di quella in cui siamo oggi. Detto questo, la tematica dei giovani che vanno all'estero, che non riescono a trovare una dimensione professionale qui, non riguarda soltanto i giovani che vanno giustamente a ricercare un'occupazione di lavoratore dipendente, riguarda tantissimi giovani, tantissimi ragazzi che escono da percorsi formativi e che vogliono e ambiscono a entrare nel mondo delle professioni e che trovano un mondo ormai inglobato su se stesso e stantio, lo dico da professionista che ormai lavora da 10 anni ma che si ritiene ancora nella fascia degli under 40, che è tornato da un'esperienza all'estero, che ha deciso di mettersi a fare il professionista in Italia. Oggi i professionisti i giovani professionisti vivono un forte momento di difficoltà. La categoria degli avvocati ha redditi che negli ultimi 25 anni sono drasticamente diminuiti, quindi c'è un problema. Sì, c'è un problema di ricostruzione e di rimodulazione delle competenze che vogliamo dare ai nostri giovani. In altri paesi europei si è deciso di fare politiche di istruzione orientate all'impresa. In questo paese non si riesce a farlo. 2. Manca una politica industriale oggettivamente lungimirante, e manca per diverse ragioni. Basta guardare quello che sta succedendo all'Ilva. Abbiamo la più grande acciaieria d'Europa che ormai da 8 anni è ferma a causa di sequestri, procedimenti giudiziari. Sappiamo che c'è una situazione di criticità. Benissimo, non si è riusciti oggi ancora ad uscire dalla melma di procedimenti giudiziari. Questo ovviamente ha prostrato non solo l'Ilva di Taranto, non solo l'indotto che lì circola, ma tutto il sistema industriale italiano, che da quell'impianto derivava sicuramente un vantaggio competitivo. Questo vale per l'Ilva, che sicuramente è un buco nero che va risanato, ma va risanato, non va tenuto lì fermo nella melma dei procedimenti giudiziari, ma vale per tantissime altre situazioni industriali italiane che oggi vivono una crisi ormai irreversibile e che costringe inevitabilmente il nostro sistema industriale alla regressione. Così è chiaro che perdiamo i giovani, così è chiaro che perdiamo le più importanti forze per il rilancio del nostro paese. Ma Avvocato Maggio, non è che la politica ha svenduto il nostro paese, parlo in toto, che hanno fatto entrare le multinazionali, poche, che sono diventate straricche, che hanno preso tutta la nostra polpa e hanno lasciato le carcasse che sono i nostri artigiani, i nostri piccoli industriali, la creatività che avevamo, che tutti ce la invidiano ma ce l'abbiamo solo noi, per portare chissà cosa e chissà dove, perché poi abbiamo visto i risultati, abbiamo visto le casse integrazioni, i licenziamenti, questi operai che devono andare nelle piazze a dire lasciate, aziende veramente, aziende in salute, Avvocato Maggio, ma di cosa parliamo? Aziende in salute spolpate non si sa per chi e da chi. Avvocato Bortoluzzi, ma vorremmo pur spiegare queste cose, perché eravamo la quarta potenza mondiale, non è che eravamo gli ultimi della classe, il nord-est era il ricco nord-est che trainava l'Italia, hanno colpito proprio la spina dorsale del paese che era l'artigiano, quello che veramente lavorava e creava, per darlo a chi? Anzi, hanno dato soldi per portare fuori il lavoro dall'Italia, gli imprenditori andare in Romania, vi ricordate quando si andava in Romania? Si pagavano per andare in Romania. Cioè, avvocato, ma cosa è successo? Ma si sono resi conto adesso su che melma siamo? Nonostante questa creatività non facciamo più niente, comperiamo tutto. Una volta facevamo tutto noi. Prego, Avvocato Bortoluzzi. È questo sì il problema, Mirella, che noi larghissimi settori industriali li abbiamo irrimediabilmente persi. Dove eravamo leader? Pensiamo noi, allora l'Italia era leader nella produzione mondiale degli elettrodomestici. Adesso serve che io dica qual è la situazione, perché penso che l'80% degli elettrodomestici ormai vengono fatti nelle regioni asiatiche e via dicendo. Eravamo leader nella produzione automobilistica
eravamo forti anche nella siderurgia. Ecco, tu dici abbiamo le multinazionali, ecco, che arrivano. Io mi sento anche di dire che ben venga se arrivano delle multinazionali, perché effettivamente è uno dei problemi anche del nostro tessuto imprenditoriale, uno dei punti di forza, ma è anche un problema, è il cosiddetto nanismo delle imprese italiane, quindi non sono mai imprese che riescono a competere a livello mondiale per le loro dimensioni. Quindi ben vengano anche le multinazionali che portano lavoro in Italia, però torniamo all'imposizione fiscale, perché poi è intollerabile che alcune multinazionali vengono e vanno a mettere la sede anche in alcuni paesi europei dove ci sono delle agevolazioni straordinarie dal punto di vista dell'imposizione fiscale. Cioè noi abbiamo quella che era la Fiat, che ha sede in Olanda, non so se vorrei dire, evidenziare questo, era un'impresa assolutamente italiana. Quindi è chiaro che quando poi anche alcuni paesi europei, senza andare alle isole Cayman, offrono delle condizioni così concorrenziali per quanto riguarda l'imposizione fiscale, poi alla fine si creano quelle disparità in cui alla fine le tasse le pagano solo i dipendenti. Sì, ma oltretutto le tasse le hanno pagate queste multinazionali anche 2 anni fa. Avvocato Bortoluzzi, diciamo la verità come sono andate le cose. 2 anni fa hanno iniziato a pagare le tasse, ma stiamo scherzando? Avvocato, non ci stiamo più, siamo veramente con l'acqua alla gola. Io non so se veramente questo governo riuscirà a portare fuori il paese, perché io gli esperti che vengo qua, cioè non è che io invito gli ultimi della classe, e sono tutti molto preoccupati, avvocato Maggio, ma veramente sono preoccupatissimi, perché i messaggi che passano sono altri, ma loro che vivono la situazione, parlo dai sindacati ai presidenti degli industriali, degli agricoltori, mettiamo tutto, che vengono qui a Sveglia Veneti, sono preoccupati, per non parlare di piccoli e medi imprenditori. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, poi continuiamo, vai Vladimiro. Sì, ma ok, ciao Mirella, 2 cose velocissime. Poco fa il tuo ospite lì in studio ha detto una frase giustissima riguardo al referendum, che va a deresponsabilizzare la politica e i partiti. È vero, perché per tutti gli argomenti che si darà al voto al referendum, in questi anni e anni, la politica non è riuscita a far nulla, non ha fatto nulla per recuperare potere d'acquisto degli stipendi, ha fatto ancora meno per la sicurezza del lavoro. Cioè, questa politica di responsabilità, che anche in questo argomento qua ha dovuto cercare una supplenza, come che capita in tanti altri argomenti della vita della società, che si è astenuto per anni dal far politica, come può criticare se la gente si astiene dall'andare a votare? Cioè, se la politica fosse una realtà che amministra e governa puntualmente, allora sì che puoi chiamare i cittadini al voto, ma questa politica che si astiene dal far politica non puoi chiamare i cittadini a andare a votare. Si vuole astenersi, si astiene. 2, velocissimo, teniamo conto per le elezioni regionali come andrà a finire, ma teniamo conto che 2 o 3 mesi fa un autorevole istituto statistico nazionale ha sentenziato che in Veneto l'80% dei veneti vuole testatamente l'autonomia. Questa è una caratteristica che è solo veneta e che spiega molti argomenti, spiega per esempio il, tra virgolette, fenomeno Zaia, spiega perché appunto qua in Veneto non la Lega ma la Liga continua ad avere voti. Quindi mi penso che al di là delle differenze tra un partito e un altro, uno schieramento e un altro, se qua in Veneto c'è un 30, 40, 50% delle persone che dice mi voglio rimanere testardamente autonomista e voto per la Liga, per me ha diritto, cioè come dire, non vedo dove che sia il problema, visto che il Veneto è una regione che per certi aspetti è unica in Italia. E mi vedo, chiudo, nella tua trasmissione che ti inviti moltissimi sindaci
mi posso dire tranquillamente che al di là dei loro partiti, sono tutti bravissima gente che ha proprio nel suo DNA di voler fare la politica con la gente nel territorio. E mi ho sentito in ultime settimane di alcuni sindaci in campagna, in quella così, che beccava, che ricominciava a beccarli con le mazzette, con altre storie e via parlando. Quindi mi ribadisco che mi sono in Veneto e vedo che noi altri in Veneto abbiamo una mentalità che è molto molto diversa dal resto d'Italia. Grazie Mirella, ciao. Grazie a te Vladimiro. Avvocato Maggio, come commenta la telefonata di Vladimiro? L'autonomia è un tema a cui Forza Italia è estremamente legata, soprattutto in Veneto. Voglio ricordare, lo ricordo sempre, che Forza Italia ha fatto approvare in Regione la legge che ha consentito di andare a votare al referendum a quel numero importante di veneti. Oggi sicuramente quella istanza, quella richiesta così forte è bloccata. Non si riesce a capire il motivo per cui non si riesca ad andare avanti. Quello che è certo è che noi come Forza Italia Veneto siamo orientati con tutti i nostri parlamentari, con tutta la rappresentanza che siamo riusciti finora a spendere, a portare a casa questo risultato il prima possibile. Un risultato che deve essere realistico e non deve prendere in giro i milioni di veneti che hanno oggettivamente espresso la loro volontà rispetto a un tema che, pur essendo passati ormai quasi 10 anni, rimane nei cuori e nelle menti dei veneti come una priorità. Pubblicità, fa anche rima. Siamo con l'avvocato Fabio Maggio, consigliere provinciale a Treviso Forza Italia, ma è anche assessore a Pederobba, comune guidato dalla Lega, mi sembra. Una lista civica di centrodestra in cui andiamo tutti d'accordo. E abbiamo anche, sentiamo l'avvocato Bortoluzzi, Alessandro Bortoluzzi, consigliere invece del gruppo misto, proveniente più centro-sinistra, diciamo PD, così. Adesso è il gruppo misto. È un libero pensatore. È un libero pensatore, infatti io lo invito perché proprio come libero pensatore posso giocarmelo in varie situazioni. Allora, avvocato, cosa dice di Vladimiro, della telefonata e di quello che ha detto anche l'avvocato Maggio? Prego, poi so che lei deve anche lasciarci. Sì, devo lasciarvi fra qualche minuto, però resto sempre volentieri anche con ospiti con cui si può dialogare, ci si può confrontare. Sull'autonomia però do una stoccata al collega Maggio, perché si sta presto a parlare di autonomia, poi giorni scorsi tagli ai trasferimenti ai comuni. Ieri sera a Conegliano abbiamo votato un equilibrio di bilancio, insomma abbiamo visto che ci sono quest'anno 200.000 euro in meno per il comune. Ho visto anche delle cifre molto impegnative per la provincia di cui Maggio è vicepresidente. Lo invito veramente ad andare a Roma con il bazooka, perché allora per le strade praticamente in provincia dovremmo, a quanto leggo, ascolto sempre molto gli interventi del dottor Rapicavoli, che è segretario della provincia, che lancia un grido d'allarme, dice che tutti i cantieri, tantissimi cantieri si dovranno fermare perché i soldi vengono dirottati, non ho capito bene, forse al ponte sullo stretto di Messina, non si è capito nemmeno dove, comunque vengono tolti ai territori. Prima di continuare a parlare per lo più inutilmente di autonomia, forse sarebbe meglio lasciare un po' di soldi sul territorio, perché me ne faccio poco dell'autonomia se poi non ho i soldi per esercitare le funzioni che devo esercitare sul territorio. Politicamente, avvocato Bortoluzzi, cos'è che la preoccupa di più? Perché noi andremo a votare quest'anno, il prossimo anno, e dai, con questi soldi spesi, montagne, guardate che costano valanghe di soldi le elezioni, ricordatevi quello che vi dice la Mirella. Cos'è che la preoccupa di più? E soprattutto io che insisto nel dire che darei il voto ai sedicenni per vedere
anche loro come reagiscono, cosa vogliono dire, perché devo dire la verità, quando li ospiti questi ragazzi, perché non sono tutti dei cattivi ragazzi, ce n'è anche qualcuno e lo vediamo e forse ha la visibilità che non dovrebbe avere, ma loro hanno le idee chiare sul loro futuro, su quello che vorrebbero, sull'ambiente. Gli diamo pure il patentino a 16 anni e li mettiamo nella strada. Allora sono proprio così impreparati o magari più impreparato, come si diceva prima, il settantenne, ottantenne, che non riesce neppure a capire cosa vuol dire abrogare perché nessuno gliel'ha spiegato fino adesso e non è che tutti vadano in internet a capire come funziona. Ecco, forse ci dimentichiamo che forse il sedicenne è più avanti di quello che pensiamo. Prego, avvocato Bortoluzzi. Ma sicuramente il voto ai sedicenni io sarei favorevole, soprattutto magari cominciando dalle elezioni amministrative, perché sono le elezioni che sono più vicine, diciamo, ai cittadini ed è giusto che questi ragazzi possano dire la loro, possano anche candidarsi e possano partecipare sin da subito alla vita amministrativa. E poi c'è tutta una serie di persone che sono nel nostro paese, che lavorano nel nostro paese, lo fanno da forse quasi decenni, hanno stabilito qua la loro residenza, la loro famiglia, sono tutti gli stranieri lungo soggiornanti che adesso noi teniamo ai margini di questa società e che è giusto che gli venga riconosciuto, dal mio punto di vista, si allarghino le maglie della cittadinanza e gli venga riconosciuto conseguentemente anche il diritto di voto. Diamo diritto di voto a delle persone che sono dall'altro capo del mondo, che sono diventati cittadini italiani per questa legge sulla cittadinanza che privilegia lo ius sanguinis, e persone che non hanno nessun collegamento con il nostro paese, tanti non ci sono neanche mai stati, alcuni non parlano neanche la lingua italiana, eppure sono cittadini italiani. Se diamo il voto a loro, io dico dobbiamo anche porci il tema forse di dare possibilità di elettorato attivo e passivo anche a tanti cittadini che vengono da altre parti del mondo e che hanno deciso e vedono il loro futuro in questo paese, senza toccare il tema della denatalità, che solo per quello meriterebbe che solo per cercare anche di dare una risposta a questo grande problema della denatalità, forse bisognerebbe anche allargare le maglie della cittadinanza anche solo per questo. Avvocato, l'ultima domanda, poi la lascio, la salutiamo. Cosa ne pensa invece della cittadinanza italiana a 10 anni, 5 anni? Perché questo sarà un quesito anche molto importante. Prego. Anche qui ne abbiamo discusso proprio ieri sera in Consiglio Comunale a Conegliano, con una mozione che io insieme ad altri amici consiglieri ho sostenuto. Certo non spetta all'ultimo dei consigli comunali di provincia legiferare su questa materia. Noi si proponeva una sorta di cittadinanza onoraria, ma soprattutto anche di introdurre dei percorsi che aiutino i cittadini che vogliono diventare italiani ad esserlo. Siamo in tremendo ritardo dal mio punto di vista su una modifica della legge sulla cittadinanza, perché il diritto vivente ormai è quello che viene detto diritto vivente ormai è molto più avanti della legislazione. Ci sono nelle nostre scuole ormai credo la metà dei ragazzi sono cittadini stranieri, sono figli di cittadini stranieri che non sono cittadini italiani e che possono diventare cittadini italiani solo dopo un lunghissimo percorso che scoraggerebbe, che li scoraggia in tantissimi. Quindi io sono assolutamente favorevole perché questa parte della nostra società va coinvolta attivamente, come succede in tanti altri paesi in cui gli stranieri hanno la possibilità di accedere, anche essendo cittadini di quel paese, anche a tutta una serie di professioni, concorsi pubblici per esempio, dove in Italia non è possibile. Quindi una delle priorità che dovrebbe darsi adesso il nostro Parlamento è quello di intervenire sul tema della cittadinanza. Sarebbe molto importante, un bel segnale. Come ci saluta, avvocato, con quale messaggio?
Ma non so, non vorrei adesso dare dei messaggi troppo roboanti, però ecco, un messaggio è quello comunque di andare a votare il referendum, anche se sono dei quesiti che ci lasciano, che ci possano lasciare un po' qualche volta un po' interdetti, perché anche per dare una risposta a chi ci invita ad andare al mare. Ecco, io dico andate a votare, e andate a votare soprattutto poi alle elezioni amministrative e politiche, e soprattutto marcate stretto questi nostri rappresentanti di governo che si fanno vedere pochissimo sul territorio. Parlo dei parlamentari, senatori, deputati, si vedono pochissimo sul territorio e lavorano pochissimo per i cittadini. A differenza, credo, tantissimo, questo lo aggiungo io, lavorano pochissimo e hanno degli stipendi incredibilmente alti, compresi le pensioni, gli unici in Italia, pensate voi. Grazie Avvocato Bortoluzzi, buon lavoro, grazie di essere stato con noi. Buona giornata. Allora, Avvocato Maggio, come commentiamo allora i sedicenni, il voto ai sedicenni, quello che abbiamo detto appunto anche con l'Avvocato Bortoluzzi, la cittadinanza, prego. Ma io credo che debba essere riscoperto il valore della cittadinanza. Diamo troppo per scontato cosa significa essere cittadini italiani ed europei. Significa avere oggi la possibilità di vivere in un continente che è tra il più libero del mondo, che ci consente di esercitare diritti e di avere tutele che non sono presenti in nessun'altra parte del mondo, lo vediamo purtroppo in questi tempi sempre maggiormente, in paesi che credevamo essere ugualmente liberi, e quindi estendere la possibilità di elettorato attivo o passivo a una generazione come quella dei sedicenni, problematica come quella di oggi, forse ci consentirebbe di estendere la responsabilizzazione di questi ragazzi e di iniziare un percorso di crescita prima che servirebbe, che oggi serve assai francamente. Quindi è una proposta che mi trova d'accordo, soprattutto per le elezioni amministrative, se conciliata con una opera civile che ci deve riguardare tutti, di riscoperta del valore della cittadinanza italiana ed europea. Lavoro ai sedicenni? Voto ai sedicenni? L'ho detto prima, io credo che per le elezioni amministrative sia un'ottima proposta per responsabilizzare questi ragazzi. Io glielo faccio ridire perché è importante. Per fargli trovare un posto in questo paese e fargli riconoscere che anche loro hanno un ruolo. Senta, Avvocato Maggio, lei a 16 anni sapeva cosa si poteva votare, era interessato, era intrigato, perché mi sembra che la politica, cioè, non è una cosa che si eredita, la passione ce l'hai, ti interessa. Della politica avevo una malattia fin da 14 anni, quindi la prima tessera l'ho fatta a 16 anni. Quando la prima tessera si poteva fare a 16 anni, quindi per me la politica è stata sempre una grande passione, sempre lo stesso partito, che è una rarità ultimamente, quindi per me è sempre stata una grande passione, l'amministrazione pubblica e la politica. Capisco che non per tutti i ragazzi, non per tutti noi sia così, ma lo dico sempre, non è una banalità. Se non ci occupiamo di politica, comunque la politica si occupa di noi. E questa è la prima lezione che i ragazzi devono imparare, perché diversamente le lamentele prive di un impegno concreto rimangono lamentele e non diventano cambiamento. Allora sentiamo l'ultima telefonata, poi salutiamo l'Avvocato Maggio. Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora io innanzitutto non sono d'accordo con questo referendum, ecco, perché primo non trovo d'accordo che vengano cambiate le normative per quanto riguarda il lavoro, e poi un'altra cosa, io praticamente non sono d'accordo per la cittadinanza. Ecco, che sia 5, che sia 10, la cittadinanza non va data a nessuno, perché se io vado in un paese estero, per quanti anni che sto, la cittadinanza non me la daranno mai. Ecco, che sia lavoro o che sia per qualsiasi altra cosa. Ecco, allora, siccome che c'è troppo buonismo in questa Italia, ok? Ecco, e più avanti andremo e sempre peggio andremo. Grazie a tutti e buona giornata. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Maurizio. Come ci saluta Avvocato Maggio? Commentando brevemente quello che diceva Maurizio, che è un sentire diffuso, no?
è un sentire diffuso che va compreso, ma per cui va presa una scelta. Cioè noi abbiamo ormai diverse seconde e terze generazioni di ragazzi che si sentono italiani e che non possono esserlo. E soprattutto poi abbiamo anche la necessità, questo sì, di rendere più serio il meccanismo di acquisto della cittadinanza. Non è vero che in altri paesi la cittadinanza non si acquisisce con un percorso serio, lungo e che rende merito a chi riesce ad assumere la cittadinanza. Io credo che se riusciamo a trovare una contemperazione di interessi, un equilibrio tra le esigenze di questi ragazzi che sono a tutti gli effetti italiani, perché vivono nel nostro paese, lavorano nel nostro paese, sono nati nel nostro paese, e l'esigenza di far capire che la cittadinanza non è solo un pezzo di carta, ma è la condivisione di valori, è la condivisione di un impegno, è la condivisione di una patria, credo faremo un servizio non solo a loro, ma a tutto il paese. Grazie anche all'avvocato Fabio Maggio, consigliere provinciale del Treviso e anche vicepresidente, poi ne avremo un altro, e sono due vicepresidente, Roberto Fava di Fratelli d'Italia che prenderà il posto dell'avvocato Maggio, e anche assessore a Pederoba. Chi abbiamo, scusa? Abbiamo però un'altra telefonata, Lino da Vittorio. Vai Lino. Buonasera, buongiorno signora, dico buonasera perché di solito quelli della Veneta dicono buonasera alla mattina e buongiorno viceversa. Grande Lino! Volevo dire che ci sono tante persone che dicono il nostro paese, la nostra bella Italia stupenda. Vorrei sapere perché quelli della seconda o terza categoria fanno quello che vogliono loro nel nostro paese, che non c'è più nostro, è internazionale, perché ci sono più persone che fanno quello che vogliono e male che persone civili che rispettano la gente e il territorio. Purtroppo io italiano non mi sento più italiano, perché con 30 anni di estero, Francia e Svizzera, sono solo un veneto doc, quello che mangiava polenta e fagioli e formaggio 90 anni fa. Io vi saluto e vi ringrazio. Grazie a te Carolino, guarda che siamo di più quelli bravi, buoni, che si comportano bene, che quelli che non si comportano bene. Il problema è, come dico io, i messaggi negativi superano, ecco, l'asticella, e questo non va bene, perché sentiamo la telefonata. Allora, vuole commentare qualcosa, poi la lasciamo? Ma ripeto quello che dicevo prima, cioè dobbiamo trovare un equilibrio, soprattutto dobbiamo diffondere gli esempi positivi, e ce ne sono tanti, di coesistenza e di cittadinanza attiva. Grazie anche all'avvocato Fabio Maggio. Pubblicità. Sanità, l'Ulsotto Berica si rinforza innanzitutto nei numeri. Le prestazioni per la specialistica ambulatoriale nell'ultimo anno avrebbe segnato un aumento per più del 9%, con radiologia diagnostica, cardiologia e chirurgia generale che sono le specialità con la crescita più consistente. Intanto si rinforza il pronto soccorso grazie ai volontari della Croce Rossa arruolati per dare supporto all'accoglienza dei pazienti all'ospedale San Bortolo. Questa iniziativa va incontro a quelli che sono le esigenze di migliorare il servizio offerto ai propri utenti dal pronto soccorso, e si accompagnerà anche a una rivisitazione oltre che organizzativa, anche strutturale dei locali del pronto soccorso, che intendiamo finire per quest'anno. Una sperimentazione che è iniziata ad aprile e che segue alcuni interventi come l'attivazione di un ambulatorio dedicato ai codici minori, mentre entro il 2025 l'Ulsotto vuole realizzare un progetto di riqualificazione edilizia del pronto soccorso. Intanto i volontari della Croce Rossa intervengono per soddisfare le piccole necessità dei pazienti, dando anche informazioni sugli eventuali tempi di attesa. Allo stesso tempo monitorano e riferiscono tempestivamente al personale sanitario eventuali
eventuali bisogni manifestati dai cittadini che accedono al pronto soccorso. Importantissimo anche il loro ruolo per gli accompagnatori dei pazienti, perché forniscono informazioni sullo stato di avanzamento del percorso di cura in atto e favoriscono anche comunicazioni tra i parenti in sala d'attesa e i pazienti. La convenzione prevede la presenza dei volontari dal lunedì al giovedì per 8 ore, con la possibile estensione dell'attività per il futuro. Insomma, la rivoluzione del pronto soccorso a Vicenza è appena iniziata. Tante attività, tante manifestazioni, non solo a livello locale, ma come vedete una Croce Rossa che si muove da nord a sud, da est a ovest, ma soprattutto con tanti ragazzi, con tanti giovani. Io lo dico e l'ho detto anche tutta la settimana, che sentire che la Croce Rossa, la Presidente, che saluto, che è qui in presenza, Simona Cardarelli, Presidente Croce Rossa di Treviso, capite che fa ben sperare, ecco, perché loro sono riusciti a intrigarli, vedrete, anzi lei vi racconterà cosa succederà l'8 giugno qui a Treviso, il rosso poi che piace tanto a Mirella, Treviso sarà tutta rossa con la Croce Rossa, perciò vedrete quante iniziative, quante cose riuscirà a fare, ecco, la Croce Rossa, e far capire l'importanza di conoscere e di essere nel pezzo. Grazie a Simona Cardarelli, che assieme anche al vicepresidente, un altro come vi ho detto prima della provincia, ne abbiamo due, Roberto Fava, che è anche assessore a Spresiano, che si occupa invece di sicurezza stradale. Ecco, ci siamo conosciuti proprio molto di più nella sicurezza stradale. Ho iniziato a Villa Margherita, è stata la prima manifestazione molto importante che è stata fatta con tutte le forze dell'ordine, e c'era anche Roberto Fava con l'ACI, con tutte, ripeto, le autorità possibili, per far capire che bisogna fare qualcosa, bisogna che ognuno di noi prenda coscienza di quello che sta succedendo, perché anche qua i morti sono troppi. E saluto anche Angelica Giancola, avvocato criminologa, grazie anche a lei di essere qui, veramente grazie, perché si parlava prima con i miei ospiti, ma cosa sta succedendo? Un'altra ragazzina di 14 anni uccisa con le pietre da questo ragazzo 18enne. Ecco, cosa sta succedendo, avvocato? Come possiamo spiegare o interpretare questi gesti orrendi nonostante tutta l'informazione, tutte le prese di posizione, i convegni, i messaggi? Non riusciamo a capire cosa succede a questi ragazzi e ragazze. Allora inizierei proprio da Simona Cardarelli. Allora Presidente, tante iniziative, ma l'8 giugno la super iniziativa, prego. Allora, intanto buongiorno a tutti. L'8 giugno è una giornata importante per la Croce Rossa di Treviso, che ospiterà quelle che sono le gare di primo soccorso di tutta la regione del Veneto, ed è un momento importante non solo per far conoscere quelle che sono effettivamente le nostre attività, la nostra mission, perché spesso ci vedono sempre solo per l'ambulanza, in supporto a, ma noi siamo anche un po' tanto altro. E quindi questa è l'occasione. Le gare si svolgeranno con volontari, sono tutti volontari, squadre di volontari di tutti i comitati del Veneto, e quest'anno avremo anche 3 squadre di fuori, quindi verrà a giocare da noi i volontari dell'Umbria, i volontari delle Marche e l'Ente Nazionale Sordi di Padova, che ha una squadra che giocherà insieme ai nostri volontari, si sfiderà in quelli che sono tutti gli scenari con modello roleplay, quindi il gioco di ruolo, e farà vedere alla popolazione non solo scenari di primo soccorso, ma anche di diritto internazionale umanitario, che per noi è una fase importante. Abbiamo anche concluso da poco un corridoio umanitario con la federazione, con il comitato internazionale, per far arrivare alcuni, insomma, dalla striscia di Gaza. E poi ci sono tutte le parti relative alle manovre salvavita, quelle che sono le attività dei giovani, perché come anticipavi, io sono sempre felice che tu parli dei giovani, perché Croce Rossa è ricca di giovani che hanno quella parte più sana, quella che si vede essere più sana, quindi quelli che sono portatori agli altri giovani di quelli che sono gli stili di vita sani, per quelle che sono anche le buone pratiche di un adolescente come dovrebbe essere. Non abbiamo la pretesa di insegnare niente, però se possiamo essere di supporto e facilitatori per quella che può essere una società migliore, ecco, che non ci faccia sentire quelle che sono
ammazzo con le pietre o la rissa, sono portatori di valori buoni e quindi loro li cavalcano in una maniera meravigliosa, sono tanti e soprattutto li troverete proprio l'8 giugno nel villaggio Cria a Piazzetta Rinaldi davanti al comune, che avranno uno stand loro per conoscere tutte le attività di promozione che fanno nelle scuole, che fanno con la popolazione, dagli stili di vita sani alle dipendenze, ai giochi sul fumo, sul bullismo, sulle manovre salvavita e su tutti quelli che sono i cosiddetti buone pratiche degli stili di vita sani. Luciano da Legnago, poi continuiamo con gli ospiti. Vai Luciano. Pronto, buongiorno cara Mirella, lei e i suoi ospiti. Ciao caro Luciano. Allora, voglio essere veloce. Due cose, le guerre e i genocidi fanno schifo, non dovrebbero esistere, però bisogna dire, cara Mirella, che il popolo ebraico, a parte ai tempi di Hitler che hanno fatto fuori 6 milioni i criminali di Hitler, bisogna ammetterlo, però c'è da dire una cosa, che molti popoli islamici vogliono far sparire dalla terra gli ebrei. Gli ebrei, come dire, stanno difendendoci, perché quando parliamo del 7 ottobre, io ribadisco che genocidi e guerre non ci sono parole, va bene, però bisogna anche dire che questo popolo ebraico, che almeno a me, se anche ho fatto la quinta elementare, ma sa che è la terra promessa, la terra ebraica promessa da Dio, perciò è la loro terra, è inutile che andiamo in cerca, è inutile cara Mirella, perché bisogna dire anche la verità, ne sento pochi dire che vogliono far sparire il popolo ebraico, e dopo non vorrei che certi popoli musulmani che fanno sparire noi cristiani, perché andare a votare all'8 di giugno, io non vado, perché io ho fatto 27 anni di immigrazione con i miei fratelli e mio padre prima della guerra, perciò l'Italia, il mio Veneto non è in vendita, mio nonno è venuto a casa con una gamba sola dal Piave per la mia patria, prima di dare cittadinanza, guardate bene le baby gang, prima e seconda generazione, sono loro la maggior parte che girano per le città e robe, perciò la nazionalità italiana è sacra. Il 24 maggio si canta "Non passa lo straniero". Allora chi rispetta la mia Italia, la mia religione e la mia cultura è un fratello. Al resto, che non rispettano ciò che ho detto, che ritornano nei loro deserti. Ciao Mirella, scusa se mi esprimo a mio modo, ma questa è la verità. Buona Salutiamo anche Legnago, Verona, grazie Luciano di aver chiamato. Allora avvocato Giancola, questa rabbia, questa cattiveria, questa chiusura che veramente sta preoccupando molti di noi, eppure i messaggi anche positivi, io sono convinta che dobbiamo puntare più sulla cultura, sulla bellezza, sull'arte con i giovani se vogliamo veramente uscire da questo pantano, perché i numeri stanno salendo in maniera veramente preoccupante e le età si abbassano sempre di più. Prego avvocato Giancola. Tanto buongiorno Mirella, grazie per l'invito, buongiorno anche ai tuoi ospiti. Ma allora ci ritroviamo a parlare di un altro terribile femminicidio, no? Stiamo parlando dell'uccisione di una bambina, Mirella, perché 14 anni parliamo di una bambina, no? L'omicida è poco più che un bambino, perché parliamo di un ragazzo di 18 anni. Però anche qui si ripete che cosa? Il concepire una persona come cosa propria, di cui tu puoi disporre a piacimento, no? Quindi se non la puoi avere, perché il movente dell'omicidio è perché lei non voleva tornare con lui, allora che cosa fai? O con me o con nessun altro. Quindi la cosa più semplice è quella di ucciderti. Stavo leggendo stamattina, fra l'altro, l'intervista che è stata rilasciata proprio dalla mamma di Martina, no? Perché noi parliamo molto di prevenzione, però la prevenzione deve partire innanzitutto dalle famiglie. La mamma di Martina dichiara di aver ricevuto, passami il termine, insomma quasi delle minacce, perché sembrano proprio queste, da parte della mamma del ragazzo. Quando si sono lasciati, la mamma del ragazzo dice: beh, però stai attento a tua figlia a non farla girare per il paese, no?
Quindi senza esprimere nessun tipo di giudizio né accusare quella che è l'educazione che c'era all'interno di questa famiglia, parlo in generale. Credo che all'interno di una famiglia dove passa questo messaggio non fa ben sperare su quella che è l'educazione di un ragazzo, perché il nostro compito come genitori, come educatori, è proprio insegnare il rispetto, no? L'amore è quello vero, l'amore che ti porta a permettere all'altra persona di vivere la propria vita, anzi sono due persone che si uniscono e che portano assieme un percorso di vita, non se non fai quello che dico io ti uccido. E questo su cui noi dobbiamo lavorare, ma dobbiamo lavorare proprio sui giovani, ma ognuno proprio in quello che è il proprio ruolo. Chiaro che deve partire dalla famiglia, l'abbiamo sempre detto, è inutile che continuiamo a inasprire le pene, c'è chi dice ok, mettiamoli tutti in carcere e buttiamo la chiave, però come vedi Mirella i numeri stanno aumentando, non stanno diminuendo. Quindi, Avvocato Giancola, ma si può sentire, e volevo proprio confrontarmi con lei, ha il fidanzatino a 10-12 anni? Il fidanzatino viene in casa, questa di 14 anni aveva il fidanzatino a 12 anni. Ma si rendono conto della pericolosità che proprio come dice lei, le famiglie all'interno di questo nucleo familiare, perché culturalmente non sono in grado di gestire cosa vuol dire il sesso, cosa vuol dire l'affettività, il corpo, cioè non è una cosa veramente atroce, perché il ragazzino da solo non si salva. Noi la piantina da piccola, se cresce un po' storta, mettiamo il bastoncino e cerchiamo di annaffiarla se vediamo che ha dei problemi. Questi bambini vanno messi in bastoncini, annaffiati giorno per giorno. E chi è che deve intervenire? Ma se io non ho la fortuna di nascere su una famiglia cosiddetta normale, che capisce l'importanza di avere un bambino all'interno del gruppo familiare o una bambina, chi è che mi aiuta? Dove io posso rivolgermi? Capisce, avvocato, che non ci sto più a far finta di niente, perché quando io mi sono veramente, l'ho detto da tante volte, tanti mesi, confrontata con un giudice donna che mi ha detto: sa Presidente Tuzzato, noi non possiamo mica obbligare un ragazzino o una ragazzina a 14 anni a fare sport se ha combinato qualcosa. Cioè, capisce che io dico, ma scusi, ma lei applica la legge, cioè non è che lei si inventa le cose, cioè non posso obbligarlo, però ho detto, ma voi lo obbligate a dare la borsa della spesa, a portare a spasso l'anziano, che poi trovi il ragazzino o ragazzina da una parte e l'anziano da un'altra. Capisce che non ci siamo proprio, che non si vuole fare squadra per capire come aiutare questi ragazzini? C'è qualcuno che dovrebbe controllare, vanno a scuola, non vanno a scuola, chi frequentano nel pomeriggio. Cioè io non riesco più a capire, perché io li vedo, sono pochi ma cominciano a far paura, le ragazzine io sento hanno paura di uscire, ma stiamo scherzando, avvocato? Ci sono anche gli adulti che stanno iniziando ad avere paura, hanno paura di uscire perché si trovano davanti a questi gruppi, no? di adolescenti, passatemi il termine, criminali, perché poi hanno degli atteggiamenti che rasentano proprio una criminalità di alto livello, anche perché non di alto livello perché alla fine girano con dei coltellini, girano con delle forbici e utilizzano coltelli, forbici veramente nel modo io devo dire ormai sta diventando un po' la normalità, no? Quindi che cosa dobbiamo fare per fermarli? Perché vedi Mirella, sì, li fermano, li portano in caserma, poi però li liberano, quindi c'è tutto un sistema che deve essere rivisto. Allora io partirei, io lo dico sempre, dobbiamo partire dalla famiglia, no? Perché poi subito dopo la famiglia c'è la scuola, perché la scuola comunque vede i nostri ragazzi in un atteggiamento che è diverso da quello che hanno a casa con i genitori, e i campanelli d'allarme probabilmente
a scuola vengono recepiti o possono essere recepiti un po' prima rispetto alla famiglia. Però vedi Mirella, quante volte la scuola chiama i genitori per confrontarsi con loro su quello che potrebbe essere un problema, no? O che è un problema e che deve essere affrontato dalla famiglia e dalla scuola. Però molto spesso i genitori non vanno, spesso i genitori dicono no, non è possibile che sia mio figlio, e quindi c'è questo scaricare la responsabilità, sicuramente l'ha fatto ma perché gliel'ha detto qualcun altro. Allora è lì su cui noi dobbiamo lavorare, cioè noi dobbiamo insegnare a questi ragazzi innanzitutto a ragionare con la propria testa e non a uniformarsi a quello che è il gruppo, perché si devono anche ricordare che dai 14 anni in poi si è imputabili, quindi quegli atteggiamenti che tu hai perché ti vuoi uniformare al gruppo e perché hai paura di essere escluso o che a maggior ragione poni in essere, perché ricordiamo quello che succede poi sui social con questi episodi violenti, perché Mirella, la moda qual è? Ti pesto, anche nei giorni scorsi mi sono arrivati dei video di ragazzini, perché parliamo di 12-14 anni, che sono stati a gruppo, hanno picchiato una ragazza, ovviamente ripreso coi cellulari e reso virale. Allora, gran fighi, no? Perché tu posti per ricevere i like. Ricordatevi però che le conseguenze sono reali. Grazie avvocato, andiamo avanti a parlare di sicurezza perché siamo in tanti anche noi stamattina. Poi mi sente, allora parliamo di sicurezza con Roberto Fava, presidente, vicepresidente della provincia di Treviso, assessore Aspregiano, che sa di cosa si parla perché è uno dei promotori per quanto riguarda la sicurezza stradale. Ma sicurezza stradale vuol dire anche prendersi veramente l'impegno, come si dice, la famiglia, di insegnare ai propri figli quando escono come ci si comporta, perché noi vediamo delle cose pazzesche veramente per la strada. Sono genitori che si comportano in una maniera completamente diversa da come il bambino magari è seduto dietro, oppure quel bambino che una mattina venendo a lavoro col suo papà ha attraversato sulle strisce pedonali, il papà via dritto, il bambino dietro mi ha ringraziato e mi ha salutato. E questa è la scuola, non è la famiglia. Questo bambino l'ha imparato in qualche punto, ecco, con queste insegnanti veramente che devo sempre ringraziare. Allora, com'è la situazione, Roberto Fava? So che voi anche un volantino da far vedere, vi state muovendo in maniera molto importante per far capire la sicurezza stradale, che poi è la sicurezza della comunità. Prego. Ma allora, buongiorno a tutti, ciao Mirella, grazie dell'invito. Stiamo affrontando questa mattina un argomento che è assolutamente alla base del nostro futuro, che è quello più in generale dell'educazione che si danno ai figli, no? Che poi riguarda anche la sicurezza stradale, però qui stiamo parlando di temi veramente, veramente delicati e veramente importanti. Tu hai citato la giustizia e purtroppo anche qui la giustizia è alla base e ci sarebbe fare un discorso lunghissimo, perché è quella giustizia che poi non fa applicare le leggi, non dà gli strumenti alla forza dell'ordine per poter intervenire correttamente in tutti i campi, in tutti i settori. Volevo fare un accenno proprio su quello che è la vita dei giovani di oggi, perché io lo dico spesso sta roba qua, io sono figlio di una persona nata negli anni della guerra, no? E ho vissuto la mia infanzia con i nostri genitori che venendo fuori dagli anni della guerra hanno ricostruito questo paese, quindi con quei valori del sacrificio, dell'umiltà, che noi abbiamo assorbito perché li abbiamo visti direttamente, no? E quindi avere una società dove quelli erano gli insegnamenti costanti che la tua famiglia ti dava, ci ha insegnato ad applicarli anche noi nel nostro quotidiano futuro. Oggi viviamo in una società dove intanto metà dei ragazzi sono di genitori separati, per cui probabilmente fanno anche fatica trasmettere queste cose perché la famiglia è disgregata, viviamo in una situazione di famiglie molto spesso disgregate. Però la realtà è che i giovani di oggi non si rendono conto che quello che abbiamo deriva da qualcosa che qualcun altro ha dovuto fare dei sacrifici enormi per averla.
e sembra che tutto sia scontato, che tutto sia automaticamente alla portata di ogni persona. E così vivono la quotidianità come una sorta di usa e getta. E anche l'essere tutta la nostra società incentrata sull'individuo non fa più vedere a loro che esiste invece una comunità senza la quale noi non siamo nulla. E quando io ero piccolo mi dicevano i più vecchi, mi dicevano cosa fa tutti bel, che non voleva dire cosa stai studiando, ma dove sei impegnato? Dove sei impegnato? Cioè nella tua comunità cosa fa? Tu vuol dire stai con la parrocchia, sei con gli scout, fai attività sportive, cioè qual è la tua attività sociale? Questo era il dogma e questo era l'obbligo, cioè l'obbligo proprio naturale perché ti arrivava dai valori che la famiglia ti insegnava. Oggi tu chiedi a un ragazzo cosa ha fatto nella tua vita, penso solo a me stesso, cioè questo è il loro concetto, il concetto di questa società purtroppo. Io vengo fuori da una festa sabato scorso delle associazioni, a Spresiano sono il vice sindaco e anche assessore alle associazioni, dove un po' alla volta per recuperare questo aspetto abbiamo portato ad aggregare le associazioni tra di loro che non si conoscevano neanche, anzi molto spesso c'erano rapporti anche conflittuali tra associazioni. Oggi c'è una unione di intenti. Perché c'è questa unione? Perché si rendono conto tutti che vivono sempre di più di persone che diventano anziane e non ci sono dietro dei ragazzi giovani che li sostituiscono. Allora qual è l'obiettivo e la vera sfida che abbiamo come società? È quella di insegnare a questi giovani, dal mondo associativo a tutti gli altri ambiti, rinsegnare di nuovo quei valori e fargli capire che senza la comunità, quella comunità che una volta faceva la rete, perché parliamo della sicurezza delle persone che stanno in strada, una volta se tu eri in strada e combinavi qualcosa, quando arrivavi a casa da dodicenne, tua madre ti dava 2 scoppellotti perché sapeva già quello che avevi combinato, ma perché c'era una rete sociale. Parliamo dei nostri piccoli paesi, ma anche le città erano così. C'era una rete sociale che proteggeva le persone, proteggeva i ragazzi. Oggi, se tu senti suonare l'allarme della casa vicina, chiudi le tapparelle perché non vuoi prenderti alcun tipo di risposta. Non ho sentito niente. Non possiamo più continuare così, cioè è drammatico. Noi arriveremo esclusivamente a pensare a noi stessi e disgregheremo tutti quei valori, quindi la vera sfida è insegnare ai ragazzi quello che noi abbiamo appreso dai genitori di quell'epoca. Allora, Presidente Cardarelli, lei invece con la sua squadra sta cercando di far capire i valori, l'importanza dei valori della vita soprattutto, e questa iniziativa che farete a giugno fa capire il messaggio che voi volete dare. Sarà una giornata molto impegnativa, però sarà una giornata che alla fine, alla sera, qualcuno dovrà riflettere su quello che ha visto e su quello che ha sentito. E questo è il messaggio, è di fare comunità, di capire cosa c'è nel territorio che ti può aiutare. Prego. Sì, mi permetto solo di fare una parentesi. Prego. Rispetto a quello che si diceva prima. Noi come Croce Rossa siamo presenti nelle scuole e i giovani si parlano alla pari ed è molto importante che loro lo facciano, ma ci tengo anche a portare un risultato che è stato ottenuto proprio in questo ambito dei valori, perché tra le varie gare che noi facciamo anche con le scuole, oltre alle Olimpiadi di primo soccorso, c'è anche una gara DIU. Il Veneto quest'anno si è qualificato per le nazionali e hanno giocato lo scorso fine settimana a Roma e hanno portato a casa un premio veramente molto importante, ed è il premio consegnatoci dal Comitato Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che è il premio Umanità. Il premio Umanità è un premio molto ambito per noi e lo ha vinto il Veneto quest'anno. Ci tengo a dire che gli istruttori di Croce Rossa che li hanno preparati sono stati bravissimi. Il premio Umanità è proprio l'attenzione di questi giovani non solo a relazionarsi con i prigionieri di guerra, perché era proprio un gioco di ruolo anche questo, ma l'attenzione e l'umanità che hanno manifestato anche per il recupero delle salme. E questo mi vengono i brividi, perché vuol dire che una società bella c'è.
non è che è sparita. Ora io non mi permetto di entrare nel merito dei valori di chi insegna cosa, sono mamma di 3 meravigliose creature anch'io e quindi non mi permetto Quanti anni? Una ne ha 30 e 2 ne hanno 23. Avete capito? Quindi non mi permetto di dare lezioni di vita a nessuno, ognuno conosce la sua storia. Femmine? 2 femmine e un maschio. 2 femmine Cristian, e un maschio. Martina e la Gabriella. Allora, visto che me l'hai fatto dire, le saluto perché ciao, le vedo dai, poco. Presidente, prego, prego. Ma ripeto, non mi permetto e non mi permetto neanche di farlo né come avvocato a livello di giustizia, perché non è questo il mio ruolo stamattina, ma come Croce Rossa Italiana io mi permetto di portare avanti quella che non si insegna niente a nessuno. Noi siamo lì per chi ha sbagliato, per chi l'ha fatto bene, perché non facciamo differenze vista la nostra neutralità e la nostra imparzialità soprattutto. Però sono ragazzi che abbiamo imparato a vedere che non hanno bisogno di essere motivati, non vanno demotivati, quindi per quanto tanto potrebbe esserci che non ha funzionato e purtroppo lo vediamo, c'è anche tanto di bello, sono delle risorse importanti, sono risorse che possono insegnare loro a noi, cambiando il punto di vista, come noi possiamo agire per ripristinare quel rapporto valoriale, e questi ragazzi ce l'hanno dimostrato domenica a Roma, erano veramente bei ragazzi, la scuola, lo dico, è il Cerletti, è stato insomma anche oggetto di un ringraziamento da parte di Zaia, ma hanno veramente collaborato tutti in questo, vuol dire che possiamo ancora lavorare bene e parte da loro. Poi per quello che riguarda la nostra attività dell'8 di giugno, nel villaggio di Croce Rossa saranno presenti tutto ciò che effettivamente noi facciamo sul territorio di tutta la Marca trevigiana. Io sono molto contenta che sia presente anche Roberto, mi permetto insomma di farlo in confidenza perché ne abbiamo, perché proprio con il comune di Spresiano i volontari sono giovani, quelli che vengono nelle vostre case di riposo a dare un sorriso e a portare, mi piace dire, l'umanizzazione un po' della parte più anziana, e sono i giovani che vengono e questo penso che sia uno dei messaggi più belli che si possono dare. Proviamo a invertire la rotta, sono loro che possono insegnarci come fare. E in effetti io quando li ospiti, e spesso questi studenti, avvocato Giancola, pensi che ho fatto un test, lo dico quasi tutte le mattine per far capire che noi abbiamo i bravi ragazzi. Dicevo, cosa mettete i primi 3 posti? Non so se l'ho già detto alla Presidente Cardarelli, che è venuta ospite. Ho detto, ditemi i primi 3 posti, i valori che voi mettete. E c'erano anche i loro professori e mi hanno detto, ma chissà cosa scriveranno. Allora, al primo posto hanno messo la famiglia, secondo posto la scuola, terzo posto l'amicizia. Sono rimasti gli addetti ai lavori interdetti, non avremmo mai immaginato. Eppure sono questi i nostri ragazzi, sono dei bravi ragazzi che hanno anche le idee chiare, sanno dove dovranno andare a parare, che è il loro futuro. E una ragazza mi ha detto, avvocato Giancola, vedrai Mirella che un passetto alla volta, prima o poi ce la faremo, perché saremo noi a prendere mano il nostro futuro. Cosa ne pensa? Ecco, di questo test che ho fatto in diverse giornate che non si conoscevano tra di loro, e la risposta è stata sempre uguale. Fa riflettere questo. Prego, avvocato Giancola. Molto bello, comunque ci tengo a dire che anche noi qua nel nostro territorio entriamo fra l'altro con un progetto a cui io sono molto legata, entriamo nelle scuole e anche quest'anno è un progetto triennale proprio sulla prevenzione e i ragazzi fanno degli elaborati e ci sono poi, ricevono dei premi. E proprio su quello che è il concetto dell'indifferenza, no? Perché l'indifferenza fa tanto male, e sull'importanza di non essere indifferenti, cioè quando sei spettatore di situazioni che a te non vanno bene è importante denunciare, così come è importante non partecipare in situazioni in cui quella vocina dentro di te ti dice no, non farlo. E devo dire che ho visto dei lavori, degli elaborati, dirti belli è poco. Detto ciò, parliamo di ragazzi delle superiori e questo mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere quello che mi stai dicendo, perché che i ragazzi mettano al primo posto la famiglia
per me è un bellissimo risultato, perché credo che la famiglia poi alla fine sia veramente al primo posto, no? Purtroppo io come avvocato seguo separazioni e quello che dico sempre ai coniugi che decidono di separarsi è questo, cioè i rapporti possono finire, ma non finisce il rapporto con i propri figli, e che anzi nel momento in cui una coppia decide di separarsi forse più attenzioni devono essere date proprio ai ragazzi, perché i ragazzi, Mirella, hanno bisogno della famiglia, la famiglia è il punto fermo. E sono d'accordo che purtroppo ad oggi molte famiglie non lo sono più. Per cui che il ragazzo mi metta la famiglia al primo posto per me è bello. Lo sa, avvocato, che hanno anche detto, erano quasi tutti di figli di genitori separati. E io ho detto, come vivete questa situazione? E sa cosa mi hanno risposto, avvocato? Ci siamo adattati. Ecco, questa è la risposta che mi hanno dato, è una risposta che mi ha fatto riflettere. E cosa vuol dire adattarsi? Vuol dire che lo accetti ma non sei contento, vuol dire che devi seguire un certo percorso con chi più o meno ti verrà assegnato, deciderai di vivere. Ecco, non riesco a capire se questi genitori, prima di fare questo passo veramente importante ma devastante per i figli, perché io devo ancora trovare un figlio che è contento che i genitori si separino. Ecco, proprio pensi che uno mi ha detto, guarda Mirella, piuttosto di vederli divisi preferisco vivere, ecco, con le liti, ma non vederli divisi, prima o poi ce la farò. Capisce che per loro è devastante, non è che forse questo genitore, oltre a lavorare, per carità tutti sono impegnati, deve un po' cercare di parlare con questi ragazzi. Ho questo ragazzo che mi ha detto, sai Mirella, tutte le mattine esco, mai una volta mia mamma che mi dia un abbraccio, la prima cosa è lo zaino è pronto, il letto l'hai fatto, le scarpe dove... Ma possibile un abbraccio? Cioè, ma sono loro che lo chiedono, avvocato, ma che mondo stanno vivendo certi genitori che veramente si guardano allo specchio e vogliono essere i fratelli, quando gli esperti dicono attenzione con questo fratello, sorella, cominciamo veramente a parlare chiaro e a essere dei genitori autorevoli. Prego, avvocato. Sai che cosa dico sempre io, no? Che non lo dico io, ma che però voglio dire è un messaggio di cui me ne faccio portavoce e a voce alta. Non dobbiamo essere amici dei nostri figli, avere un bel rapporto con i nostri figli è fondamentale, ma anch'io sono una mamma, ho una ragazza di 21 anni e uno di 16 e sono fortunata perché con loro ho veramente un bellissimo rapporto, siamo molto uniti, però io non sono amica dei miei figli, io sono quella che, io dico sempre, sto un po' alla finestra a guardare, no? E sono anche dell'idea che è giusto che loro facciano la loro vita, i loro sbagli, però sono lì che vigilo. Io non ho mai controllato né cellulari perché grazie a Dio non ho mai avuto il bisogno di doverlo fare. Loro sanno che è fondamentale che ci sia un rispetto reciproco. Io do molta fiducia ai miei figli e loro la danno a me, ma sanno anche che nel momento in cui questa fiducia viene tradita le cose cambiano. Certo, quindi sentiamo io anche, sono avvocato, sono sa per che devo essere correre autoritaria purtroppo, perché sono tanti i temi di questa mattina. Allora, Fava, la sicurezza stradale, anche questo è un trasmettere dei valori che è il rispetto della tua vita e quella degli altri, ma mi sembra proprio che non ci siamo, basta uscire la mattina e vedere cosa vediamo nonostante le tante manifestazioni che si cercano di fare, però ognuno si fa le proprie regole. Ecco, cosa sta vedendo e cosa farete prossimamente? Prego. Sì, grazie Mirella, scusa, prima ho divagato perché No, tranquillo. Oggi stiamo veramente parlando di cose importanti. Ti ringrazio per la tua sensibilità e per gli argomenti che porti al pubblico che fanno riflettere, perché l'obiettivo di questa trasmissione credo sia anche quello di farci pensare tutti. Allora, domani mattina in provincia c'è un evento che è un evento nazionale, un convegno nazionale, e sono gli Stati Generali della Mobilità Sicura del Veneto. Lo si fa in provincia di Treviso perché Treviso è stata indicata come capofila nei progetti della sicurezza stradale per tutta la regione Veneto.
lo è stata indicata grazie anche a una attività, diciamo, storica, tradizionale che la provincia fa con le lezioni sulle scuole superiori, ma lo è stata anche in virtù di un progetto che è nato ormai nel 2022 che ho portato avanti io come delegato e che ha visto al tavolo tutte le istituzioni e enti e associazioni e diciamo soggetti che comunque in tutti i modi si occupano di attività e sicurezza stradale. È il primo esempio di unione delle istituzioni, che sono la provincia e la rappresentanza dei comuni, l'azienda sanitaria, sociosanitaria US2, da cui dalla conferenza dei sindaci è partita appunto l'iniziativa, dando una delega a me, e poi la prefettura che invece rappresenta le forze dell'ordine, quindi struttura sociosanitaria, comuni, quindi istituzioni pubbliche e forze dell'ordine. Queste sono le tre istituzioni che sono insieme per la prima volta, cercando di dimostrare anche a livello comunicativo che la piaga degli incidenti stradali si combatte tutti assieme. Questi stati generali che si fanno domani vedranno anche la presenza del ministro Valditara e per quello assumono un carattere nazionale e vogliono essere un momento di ulteriore riflessione, un momento in cui intanto la comunicazione, questo è importante perché più si parla di questi argomenti e più c'è l'attenzione, cioè i fari sulla sicurezza stradale non devono mai essere spenti. Abbiamo purtroppo numeri che ahimè ogni volta ci mettono di fronte alla drammaticità, perché 3.300 morti all'anno sulle strade italiane sono una piccola comunità che sparisce. In provincia di Treviso purtroppo siamo stati storicamente maglia nera a livello nazionale, eravamo arrivati con le stragi del sabato sera quasi a 200 morti all'anno. Oggi, lo scorso anno, sono stati 65, un numero altissimo, è un numero che si è stabilizzato e nonostante tutto quello che facciamo, nonostante questi fari sempre accesi, non tende a diminuire per tanti motivi. Io per esempio una cosa che mi dà fastidio è combattere gli autovelox in maniera discriminata. L'autovelox è un deterrente e dobbiamo assumerne anche lì una bontà, perché è una cosa che se tu vedi in strada ti ricorda che devi rallentare. Però c'è un'attività di repressione, ed è vero, ma c'è un'attività di formazione e di insegnamento che è molto più importante e su questa il progetto Tavolo Sicurezza Stradale Provinciale, ripeto, fatto con questi tre soggetti istituzionali, ha puntato moltissimo, dalla vicinanza alle famiglie e alle vittime, all'insegnamento a livello scolastico su tutti i livelli, quindi da quello della scuola dell'infanzia fino, ci siamo inventati un format per l'università della terza età, per gli over 65, che sta andando in giro per i comuni ad essere portato e poi anche al controllo delle strade in maniera coordinata tra polizie locali e polizia stradale, carabinieri eccetera. Quindi un tentativo che mette insieme queste forze per migliorare. Però nonostante questo e nonostante tutte, perché iniziative poi in tantissimi comuni ci sono, noi abbiamo messo gli striscioni in Pontebana, c'è chi fa le fiacolate, cioè, sempre per tenere alta l'attenzione, però ahimè poi sulle strade ci siamo noi, c'è la persona e il fattore umano è quello che sta alla base di tutto, per cui noi dobbiamo, è una sconfitta ogni volta, però dobbiamo continuare con forza sempre a richiamare. Domani c'è un evento importante, soprattutto a livello mediatico, che ci richiamerà a tutti quei temi che noi abbiamo l'obbligo come istituzioni, come persone impegnate in politica e nelle amministrazioni di continuamente far presente ai nostri cittadini. Il problema è anche però molto grande, perché noi basta che ne incontriamo uno nella nostra vita, ne basta uno e roviniamo la nostra vita, quella dei familiari e di tutti. Io ieri guardavo le piste ciclabili e vedevo questi corridori, che ho avuto anche ospiti, anche queste realtà sono molto preoccupate, che se ne fregavano altamente della pista ciclabile e correvano in 2 o 3 per strada. Poi ti arriva la moto su un rettilineo tutto
tutto sparo, nonostante questi striscioni che ci siano, corri piano, vai piano, ma chi se ne frega. Capite che c'è qualcosa che non va, che veramente dobbiamo insistere per far capire che prima di uscire di casa ti devi guardare allo specchio e capire chi sei e dove vuoi andare. Cioè non è possibile tutte le mattine con la pioggia, non accendono i fanali, le cinture su retro, ma chi se le mette le cinture? Ma vedete voi che mettono le cinture, pur sono obbligatorie, dovresti metterle. Ecco le velocità, ma chi se ne frega, 30, 50, 70, ma non esistono. Il telefonino, nonostante tutto questo codice nuovo della strada, ma se io esco la mattina, guardate che non ce n'è per nessuno. Ma i valori della sicurezza, Presidente, perché poi arrivate voi a raccogliere i resti o quello che rimane, o queste vite spezzate, ecco, molti giovani poi in carrozzina per gli incidenti gravissimi, magari non dipende neanche da loro, da più. Ma cosa si può fare per trasmettere i valori della sicurezza? Voi i valori li state trasmettendo, cercate di fare queste iniziative per salvare la vita, il ferito che è sulla strada, tu lo devi aiutare, lo devi salvare. Ecco, possibile che non riusciamo a far capire che la velocità, il telefonino, ecco, la segnaletica la devi rispettare? Ma io veramente ho parlato con un ragazzo che mi ha detto: guarda Mirella, io quando torno in Italia dall'estero vedo veramente dei disastri, cioè non è così, non funziona così all'estero. Prego, Presidente. Ma io penso che le attività e tutto ciò che si sta muovendo in tema di sensibilizzazione sia comunque un mostro di comunicazione, perché mantiene alta. Io sono ben felice di partecipare ai vostri tavoli ogni volta come Croce Rossa Italiana e di venire in supporto per quello che sono le nostre competenze. Credo che avete fatto una gran cosa mettendo insieme in uno, e anche a livello istituzionale anche importante, questi tavoli di lavoro dove hanno sensibilizzazione e soprattutto formazione, sensibilizza e forma contemporaneamente. È sicuramente un primo passo. Poi la bacchetta magica credo che non ce l'abbiamo nessuno, perché purtroppo i comportamenti sono messi in atto da persone che hanno un loro modo di pensare e di agire, quindi se avessimo una bacchetta magica che potesse permetterci di lobotomizzare tutti a quello che è il bene, forse magari non saremmo neanche qui a fare né trasmissioni né tavoli di lavoro. Sicuramente, ecco, su questi tavoli si auspica di arrivare a quel numero 0 vittime che vuole l'Europa. No, ma ne parlavamo anche, insomma, tutti insieme si può fare. È chiaro che il numero che si abbassa è un grande passo avanti, ma non è una soluzione. Però è vero pure che forse si può invitare tutti a essere non solo responsabili della propria, ma di quella degli altri di vita. Graziano da Marcon, vai Graziano. Pronto? Graziano? Mi senti? Sì, bene, prego. Allora, nel 1975, dato che ragionate su dei morti in incidenti, venivano fuori le macchine con le cinture di sicurezza e non c'era ancora la legge, e io le mettevo. E poi c'è un altro discorso, visto che le pensioni non bastano e le paghe per arrivare a fine mese, chi fa il 7,30 scorporare il canone RAI e levarlo. Grazie Graziano, sei stato chiaro con le tue riflessioni, devo andare avanti, se no non ce la faccio, anche perché si sente male. Prego di non parlare, perché sennò poi la regia crea problemi, perché avete tutti i microfoni aperti. Allora, quello che volevo capire però, Presidente Cardarelli, è l'importanza dell'evento, come ha detto il Presidente Roberto Fava. Noi cerchiamo di coinvolgere le istituzioni, però io molte volte, lo dico anche a Roberto Fava, vedo molte istituzioni e pochi ragazzi. Cioè forse dovrebbero essere più loro che salgono nelle cattedre e noi ad ascoltare, le istituzioni ad ascoltare quello che vogliono dirci, quello che noi dobbiamo ascoltare da questi ragazzi. Possibile che continuiamo a vedere questi morti? Adesso si apre la stagione estiva, terminano le scuole, più vacanza, più tempo libero.
Ecco, dobbiamo veramente prevenire, anticipare, dobbiamo fare prevenzione e questi tavoli serviranno proprio a questo, questi convegni. Io spero che le scuole arrivino, che ci siano anche loro per ascoltare qual è il loro disagio, perché ti metti alla guida e corri in quella maniera, sei un bravo ragazzo, perché poi si sente ma era un bravo ragazzo. Vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa vuol dire bravo ragazzo se poi uno va via 200 all'ora o noleggia la Porsche, come è stato detto, con 2 ragazzine dentro e sono morti tutti e 3. Cioè, cos'è il bravo ragazzo per qualcuno, se me lo spiega, perché io devo ancora capire qual è il bravo ragazzo. Allora, Fava, qual è il bravo ragazzo che voi sentite, che voi ascoltate, che voi invitate? Faccio una distinzione che faccio ogni tanto. Ci sono i bravi ragazzi e ci sono i ragazzi bravi. Sono 2 cose diverse. Quando vedi uno è un bravo ragazzo, quando vedi uno che si impegna, dici è un ragazzo bravo, perché sono 2 sfumature, perché il bravo ragazzo è un titolo che si dà a uno che quando si vede il ragazzo bravo è uno che tu dici quando lo hai visto veramente all'opera. Detta questa, che è una sottigliezza che mi fa sorridere, è vero, certo, io quando vado alle nostre lezioni di educazione stradale alle scuole superiori e porto il saluto, insomma c'è il professor Biscaro che fa sempre il docente, e io vado a portare un saluto e dico sempre ai ragazzi: guardate che voi siete i primi testimonial. Cioè, quanti anni ha Biscaro? C'è una vita che insegna. Cioè, non so, perché avevo 30 anni fa che gli insegnava. Cioè. Adesso è responsabile della federazione motociclistica e va come docente incaricato. No, era per capire, perché c'è una vita che sento il professor Biscaro, cioè solo lui, cioè, vabbè, andiamo avanti. Allora io dico ai ragazzi che voi siete i primi che possono insegnare educazione stradale e lo fate ai vostri genitori come sono io, proprio per quello che dicevi te, la cintura posteriore, ma non c'era neanche anteriore quando ho preso la patente io, non c'era il casco, cioè cose che per loro sono scontatissime, per cui io ho detto: quando arrivate salite in macchina con i vostri genitori, fate voi quattro cose di insegnamento e ricordate a voi qualche regola ai vostri genitori, perché oggi state apprendendo delle nozioni che poi sono anche nozioni di fisica tecnica, cioè non sono proprio ti insegno il segnale stradale, no, assolutamente, cioè le lezioni che vengono fatte in questa maniera sono lezioni che hanno un fondamento anche proprio tecnico, no? E quindi apprendono insieme alla cultura di andare per strada anche nozioni tecniche. Io ho detto: andate a casa, insegnatele voi ai vostri genitori e poi trasmettetele anche ai vostri compagni, quindi dare a loro l'incarico di essere i primi testimonial, i primi insegnanti dell'educazione stradale ai loro coetanei, ma anche ai più vecchi, ai più maturi di loro, proprio perché patentati in tempi in cui le regole erano diverse. Uno degli argomenti di Euro 65 è proprio questo: non c'è in Italia oggi l'obbligo di fare un corso di adeguamento sul codice della strada, eppure il codice della strada può essere cambiato nell'arco della tua vita patentata per tante volte, no? Cioè uno lo prende dopo 50 anni e non era mica il codice della strada di quando hai preso la patente. Ecco, quindi tutto questo, ma sicuramente sensibilizzare i giovani, responsabilizzarli assolutamente è una strada. Poi queste cose che facciamo anche gli stati generali sono fatti con le scuole che vengono. Cioè, ti ricordi che abbiamo fatto qualche mese fa in provincia anche un evento con le simulazioni dei crash test, no? Con i camion, con le macchine. No, perché non mi invitate mai, perciò non sapevo che c'era. Vabbè, lo dico, è la verità. Sai che io davanti alle tende dico una cosa pubblica? Ecco, perché ho anche il banco solidario, oltre anche perché lo fanno davanti al banco solidario. Ho visto Roberto sorride, ma sa che io dico quello che è, perché non ho nessun problema. Però io rilancio dicendo che nel villaggio in Piazzetta Rinaldi, Lotto, i giovani hanno un paio di occhiali particolari per le attività che fanno tutta la parte della distorsione a seconda di quando alcolano. Io invito i giovani a venire a giocare con i giovani e a provare questi occhiali. Mirella D'Ariese, vai Mirella! Mirella? Non la sento. Allora, avvocato Gianco, l'ha sentito, ecco, tutti stiamo cercando di mettere questa goccia nell'oceano per migliorare la qualità della vita, anche se sarà difficilissimo perché qualcuno non ascolta. E chi è che non ascolta? È quel governo che non riesce a investire, dare più soldi anche a queste realtà per cercare di fare prevenzione, perché poi
tutto costa, cioè è inutile che possiamo fare le più belle cose nella mente, ma se non abbiamo il supporto economico non vai da nessuna parte. Eppure questo si capisce poco, non si investe sulla famiglia, non si investe sulla gioventù, non si investe sui diversamente giovani. Cosa vuole dire, avvocato Giancola? Argomento stamattina, no? Pur parlando stiamo parlando di quello che ormai è un allarme sociale, no? Però si è parlato dei ragazzi bravi e io sono assolutamente d'accordo nell'enfatizzare questi ragazzi bravi. Forse dovremmo parlarne un po' di più, ma non solo parlarne, dar voce a loro e che siano da esempio e anche proprio da musa ispiratrice a chi... io non parlo di cattivi ragazzi, però parlo di ragazzi che stanno attraversando dei momenti molto difficili, no? E che quindi hanno bisogno di essere rieducati, che non lo dico io, ma lo dice proprio la legge, no? Quindi tutti assieme dovremmo adoperarci per fare questo, però sono sempre più convinta che la parola chiave sia proprio nel dare più importanza a questi ragazzi che fanno delle cose che sono belle, che sono positive, valorizzare il gruppo, l'importanza del gruppo, non per fare male, ma l'importanza del gruppo in quelle che sono noi abbiamo dei ragazzi che all'interno delle nostre associazioni che veramente fanno tantissimo con gli anziani, con i bambini. Ecco, allora iniziamo forse a dare più voce a questi ragazzi come esempio a chi in questo momento qua probabilmente, perché per tutta una serie di fattori non riescono a trovare quel giusto equilibrio. Poi sicuramente quello che tutti quanti, secondo me, un pochino, no, dobbiamo cercare di fare è quello di insegnare alla luce. Ecco, io adesso entro in quella che è la mia materia. Ferma avvocato, perché sennò devo entrare nel centralino, perché c'è Mirella che ha ripreso la linea che era caduta, poi la saluto, continuiamo e la saluto. Vai Mirella. Sì, ciao. Allora voglio dire che mia comare ha 6 nipoti, figli di 3 figlie. E adesso tra poco, settimana prossima, finiscono le scuole e deve fare la nonna a tempo pieno. Ogni anno è quella storia. E ha detto, guarda, pensare che adesso devo fare la nonna a tempo pieno, ha detto, mi viene i capelli dritti. Perché dai 4 anni fino ai 15 anni c'è un'impresa. E ha detto che deve portarli al parco, deve portarli di qua. E a casa fanno la disperazione. Tutto fanno quello che vogliono, perché gli dice con rispetto, manco ottiene. Grazie Mirella, devo chiudere perché ho altri ospiti. Grazie veramente di quello che hai detto. Allora, avvocato, concludiamo e come ci saluta? Avvocato? Mi senti Mirella? Sì, adesso sì. Ecco, io lo vorrei chiudere con un messaggio positivo, proprio con valorizzare questi bravi ragazzi e ragazzi bravi. Valorizziamoli tutti, portiamo loro come esempio e magari questo può servire. Grazie all'avvocato Angelica Giancola, criminologa, di essere stata con noi, veramente grazie. Speriamo bene, io non so più cosa dire perché sentire anche ieri questi femminicidi veramente fa i brividi nel vero senso della parola. E smettiamo di dire che sono fidanzatini a 10-12 anni. Ecco, cominciamo a capire. Sentiamo come ci saluta il vicepresidente della provincia Roberto Fava, assessore anche a Spresiano. Prego, sicurezza stradale. Io saluto, come diceva la dottoressa prima, con la speranza insomma, che le nostre comunità ritrovino. Io gli dico alle associazioni, insegnate ai ragazzi ad avere passione di qualcosa e di portarla avanti, perché oggi sembra che manchi la passione specifica su qualcosa, e avere la passione su qualcosa ti concentra anche a migliorare la tua vita, quindi questo è quello che dobbiamo fare. Poi io volevo promuovere anche un evento che c'è questa sera a Spresiano, alla discoteca Odissea. C'è un concerto
il cui ricavato sarà devoluto all'associazione per mio figlio, che conosciamo tutti e che in tanti... L'ho avuto anche ospite, esattamente, esatto, Andrea, e che molti siamo impegnati a sostenere, perché è per le cure insomma, negli ospedali, l'ospedalizzazione dei bambini è una cosa che tocca veramente tutti, ed è un concerto della Filarmonia Veneta e del coro della Filarmonia Veneta, con l'ospite d'onore Francesco Grollo, che è un po' il factotum di questo evento, che lui già da 3 anni fa e che siamo molto fieri di ospitare a Spresiano. E siccome gli ho detto che ero qui, gli ho detto ricorderò a chi vuole esserci questa sera che farebbe del bene ad essere presente. Io invece Grazie, ho un bel ricordo di questo premio che vediamo, di questa Croce Rossa. Quest'anno per Mirella è stato un anno importante per i veneti schiacciati dalla crisi, perché è arrivato questo riconoscimento ufficiale della Croce Rossa italiana dalla Presidente veramente Cardarelli, che ha portato, vediamo il servizio Croce Rossa Veneti Schiacciati, ringrazio, veramente è stata una cosa importante, soprattutto questo 5 per 1000 che arriverà anche quest'anno grazie a questa grande famiglia. Ecco, nonostante i tanti che chiedono, siamo sempre nel pezzo ed è molto importante questo, perché cerchiamo di aiutare queste persone in difficoltà, e soprattutto l'unico banco, unico emporio solidale all'interno di un ente pubblico in Italia. Non visti bene, ve lo dico io, però questa è la realtà, il politico passa, i veneti rimarranno. Andiamo a vedere allora il servizio, Croce Rossa Veneti Schiacciati. Se riusciamo a farlo partire. Riconoscimento allo spirito di sacrificio e all'assoluta abnegazione dimostrati durante l'emergenza Covid, insieme a un'alta coscienza civica e morale in piena adesione agli ideali e ai principi della Croce Rossa italiana. Per questi motivi il presidente nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro e il segretario generale Cecilia Crescioli hanno conferito all'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, presieduta da Mirella Tuzzato, la medaglia di benemerenza Il Tempo della Gentilezza, attestato consegnato in diretta e con grande sorpresa dalla presidente della Croce Rossa Trevigiana Simona Cardarelli durante la trasmissione Sveglia Veneti. Per via non solo delle donazioni ma anche della vicinanza che c'è stata da parte sua, dottoressa, il Comitato Nazionale, e lo farò in diretta, il Comitato Nazionale ha preparato per lei un attestato di ringraziamento che mi fa piacere consegnarle, del nostro Presidente nazionale, e quindi io non so come ringraziarla. No, siamo noi che ringraziamo voi. Ma veramente lo faccio vedere, ecco, mi commuove. Come già per il suo cavalierato, Mirella Tuzzato ha voluto condividere il riconoscimento con i suoi collaboratori. Io questo premio lo prendo, però non è dato solo a Mirella, è dato a tutti i volontari, a tutte quelle persone che tutti i giorni cercano di aiutare le fragilità. Ecco, questo è un premio condiviso con tutti i miei volontari. Croce Rossa presente nel territorio italiano da 161 anni, la sede trevigiana data 1911. Oggi nella Marca, oltre a quella del capoluogo, opera in altre 9 strutture a servizio di 72 comuni. Per fortuna un po' grazie anche al vostro lavoro di donazione riusciamo a coprire, grazie anche al supporto dei supermercati sulle raccolte alimentari che i nostri volontari riescono a raccogliere per poter donare. Ma se si dà solo e non si mettono in campo dei progetti e delle soluzioni, parliamo di assistenzialismo. L'obiettivo è quello di qualunque tipo di bisogno venga raccolto, è necessario anche trovare una soluzione affinché non abbia più bisogno di noi. Allora io ringrazio ancora sia il Presidente nazionale che il Presidente di Treviso, che è anche avvocato, Simona Cardarelli, di essere stata con noi per questo riconoscimento così prezioso e importante. I volontari si sono commossi, specialmente i diversamente giovani, perché non è facile ricevere un premio quando fai del bene. Ecco, questi riconoscimenti che fanno veramente piacere e che ringrazio, soprattutto per capire l'importanza del volontariato. Ecco, forse lo dico anche a Roberto Fava, dovrete premiare molto di più il mondo del volontariato. Delle volte vediamo dei premi, dico ma che io sto qua chi a premiare, non sappiamo neanche chi sono. Ecco, state molto attenti perché il mondo del volontariato è quello che vi sorregge e vi aiuta anche in momenti molto difficili. Presidente Cardarelli, come ci saluta? Beh, io intanto non mi aspettavo questo video, quindi vi ringrazio perché mi commuove sempre vedere. Io esco fuori da quelli che erano i temi precedenti e dico
fai del bene e ti fa stare bene, quindi lì dove c'è bisogno di aiuto ognuno nel nostro può dare una mano a modo suo, con le sue risorse, anche semplicemente con mezzo sorriso o anche forse molte volte una pacca sulla spalla che sembra inutile, però in qualche modo ti dice ci sono. Grazie anche alla Presidente Simona Cardarelli, grazie ancora al Vicepresidente della Provincia Roberto Fava, grazie anche alla nostra criminologa di essere stata con noi Angelica Giancola, grazie, pubblicità. Vediamo una locandina per Mirella molto importante, vi presenterò degli ospiti a me molto care, molto vicine, che stanno cercando di rivalutare questa figura femminile nonostante certe patologie molto invalidanti anche. Io mi ricordo, mi vengono ancora i brividi quando questa ragazza, questa donna mi ha detto: nonostante la mia sclerosi multipla ho il tacco 12 e me l'ha fatto vedere, capite la forza e la voglia di vivere. Io ci sono, ecco, voglio vivere la quotidianità che ho sempre vissuto, nonostante purtroppo il destino mi abbia riservato qualcosa di diverso. Allora io ringrazio veramente Annalisa Todoberto di essere qui, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che vi parlerà e vi spiegherà questi importanti eventi che si faranno, questa giornata nazionale che abbiamo visto, la locandina, che per loro è fondamentale capire anche i passi avanti che si sono fatti, che si spera di farcela con la scienza, la ricerca e anche la tecnologia, diciamo la verità. E vi presento anche, sono contenta sia ritornata un'amica carissima che è Emanuela Giannetti, con una sensibilità artista, arte contemporanea, che veramente la figura femminile sta cercando di valorizzarla, di togliere all'interno quello che è l'oscuro e far risplendere la luce, che è colore. Ecco, questo sta cercando con i quadri che vedremo bellissimi di Emanuela Giannetti. Allora partirei proprio da Annalisa Todoberto. Giornata importante, giornata nazionale, prego. Sì, questa è una settimana per noi di AISM e per tutte le associazioni che poi si occupano di sclerosi multipla. C'è la settimana nazionale della sclerosi multipla che avrà il suo apice il 30 con la giornata mondiale, quindi tutto il mondo ricorderà la sclerosi multipla. In Italia lo faremo chiedendo ai vari comuni di illuminare di rosso un sito importante del comune. È rosso il colore della Mirella. Sì, sono felice. È rosso, e quindi aderiranno i comuni per dire ci siamo, per dire questa malattia non siamo orfani, è una malattia che ha una seguito molto bene, una ricerca che funziona benissimo. Guardate le foto dei comuni, guarda Luisa che bello. Molto belli, sì, molto belli. Adesso non mi ricordo questo comune che era, ma ce ne sono tante. L'anno scorso la nostra provincia è stata una di quelle che ha risposto con più comuni aderenti, quindi speriamo che anche quest'anno. Purtroppo non tutte le foto ci arrivano, quindi se magari all'ascolto c'è qualcuno che nella sera del 30 maggio vede qualcosa di rosso nel suo comune, magari ci fa una foto e ce lo invia in sezione, così abbiamo il riscontro. La foto invece che aveva mandato prima Mirella, che ero io, quella è molto importante perché con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ci è stato chiesto di spiegare un sintomo invisibile di questa patologia e l'intelligenza artificiale ha fatto quella mia foto così. Io volevo spiegare il sintomo della fatica. È come se io tutto il giorno viaggiassi con le spalle uno zaino pieno di 50 kg. Cioè io faccio tutto, ma faccio tutto con fatica. E sono i sintomi nascosti quelli più difficili da far capire, perché chi mi vede mi dice ma stai bene. Certo, fortunatamente grazie alla ricerca sto bene, ma ci sono dei sintomi che comunque impattano sulla vita nostra tutti i giorni e sono difficili da far capire, perché non si vedono. Se tu vedi una persona in carrozzina o con deambulatore già capisci che quella è la sua problematica, ma fortunatamente noi con la sclerosi multipla a questa disabilità arriviamo sempre meno. Però abbiamo uno zaino, un qualcosa di pesante da portarci tutti i giorni. Faccio un altro esempio, secondo me, dopo lascio la parola agli altri, che
io dico sempre, è come avere il cellulare, no? Il cellulare è scarico, cosa facciamo? Lo mettiamo in carica e la mattina è bello carico e va avanti. Ecco, noi con la sclerosi multipla andiamo a dormire per ricaricarci, ci alziamo, siamo bene, appena iniziamo le nostre attività anche belle, questo che bisogna capire, anche un'attività bella che a volte magari per lavorare magari cerchiamo di non fare altro, questa energia cala subito. Però adesso te lo dico e mi fa molto piacere dirtelo, Annalisa, io vi ho visto assieme. Sì. Io non so se caricate le batterie, che avete qualcosa dentro di voi che riuscite a caricare la batteria, però la gioia in quel momento che voi siete assieme, tipo adesso che spiega, voi siete piene di energia. Sì. Perché? Perché è talmente importante quello che state spiegando, che state dicendo, che state facendo, che è la carica che vi fa andare avanti. Sì. È una carica che non si può vedere, come hai detto tu, però si può sentire, è quella sensibilità che te la fa sentire. Forse riusciamo a capire quello che è cambiato in me, ad esempio, è che ho capito l'importanza delle piccole cose. Noi diamo per scontato tutto, diamo per scontato il camminare, il vedere, il sentire, e invece non è niente di scontato, sono tutti doni grandissimi, ok? E quindi quando riesci a fare una cosa sei contenta, cioè riesci a capire l'importanza della vita, di quello che abbiamo, la fortuna che abbiamo. Quindi io mi sento una persona con questa diagnosi, una persona fortunata, nel senso che faccio tutte le mie cose, sono qua con tutte le mie limitazioni, perché magari ho dovuto limitare la mia vita, ho dovuto rinunciare a certe cose e ad altre, però se sono così dopo 20 anni di malattia è perché la ricerca è andata avanti. Avete capito? Livio da Padova, poi andiamo da Emanuele Gianetti. Vai Livio! Ciao Mirella. Ciao. Volevo chiedere ai tuoi ospiti in che cosa consiste la sclerosi multipla. Grazie. Allora, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie, importanti malattie che colpisce il sistema nervoso centrale. È una malattia cronica, spesso invalidante e degenerativa, cioè viene colpita poi la mielina, che è questa sostanza, fate conto di vedere un filo della corrente che mi porta la corrente al televisore. Ecco, la mielina, il cavo della corrente ha questo coso di plastica che, diciamo, la spiego così proprio terra a terra per capire, che passa e permette all'energia di passare. La sclerosi multipla fa delle lesioni su questa mielina e quindi il segnale che parte dalla presa della corrente per arrivare alla televisione, che possono essere le gambe, le braccia, la vista, si interrompe o fa dei salti o arriva peggio. Ha tantissimi sintomi, cioè non c'è un esordio, non c'è un decorso uno uguale all'altro, ognuno ha la sua sclerosi multipla. Colpisce in Italia 140.000 persone. Quando sono entrata in AISM io dicevo che erano 70.000 le persone, adesso dico che sono 140.000. Perché adesso la diagnosi arriva al primo sintomo, grazie alla risonanza magnetica, grazie proprio a tutti gli esami che abbiamo a disposizione, e da quel punto si iniziano le terapie. Attenzione, non sono cure, perché di sclerosi multipla ad oggi non si guarisce. Le terapie che noi abbiamo fanno in modo che questa disabilità non arrivi o arrivi il più tardi possibile. Io, come detto, sono 20 anni, non ho disabilità evidenti, ma perché ho avuto la possibilità nel tempo di cambiare 5 terapie e di adesso a fare una terapia molto di seconda linea, si chiama. Sono farmaci importanti, perché fortunatamente il nostro sistema nazionale ci passa. Okay? Quindi sono farmaci, un ammalato di sclerosi multipla costa, adesso mi dispiace parlare di costi, ma è la realtà, costa dai 60.000 ai 90.000 euro all'anno al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi anche questo lo dobbiamo dire, noi possiamo curarci. Allora possiamo dire evviva la ricerca, evviva la ricerca, viva! Andiamo e puntiamo sulla ricerca. Noi che tu mi dici, li ho visto, noi tre, Claudia, la Presidente, che vi ringrazia per questa, e Barbara che ci hai visto, noi siamo forse l'esempio di cosa può fare la ricerca, perché tanti anni di malattia, oltre 20 anni, però riusciamo a fare una vita. E venire a Sveglia Veneti, è vero Annalisa, e venire a Sveglia Veneti. Sì, esatto. Allora adesso andiamo nel bello, vediamo anche il lato bello della vita
queste donne, queste pittrici che cercano con l'arte di dare veramente un senso anche alla figura femminile, far capire l'importanza di questa figura. Andiamo a vedere i quadri di Emanuela Giannetti, che lei spiegherà queste opere bellissime che fa. Allora, questa è la presentazione di Emanuela Giannetti. Ecco, fermiamo un attimo che le spieghiamo bene qui cosa stiamo vedendo. Allora, intanto dalla presentazione io sono seguita da un art manager, Denise Calamita, la quale ha fatto un sito, Emanuela Giannetti Home Design, proprio per i miei quadri. Quindi lei mi segue in tutto quello che può essere la pubblicità. Questo quadro l'ho chiamato Ritratti in maschera. È un gioco, cioè allora i miei quadri partono sempre dall'istinto. Per esempio questo l'ho chiamato Passione e rabbia. In quel periodo lì vedete che è un quadro materico e uso sempre smalti e resine e sabbie di cemento, e lì ho voluto rappresentare un po' di rabbia perché ero un po' arrabbiata. Era arrabbiata. Non dico con chi, vabbè. Qui invece questo l'ho chiamato Esplosione di gioia. Questo è un quadro sempre materico, uso colla, uso segatura, uso sabbia di cemento, ricorda un po' Jackson Pollock, il grande maestro d'arte contemporanea, e risalta proprio questa gioia con questi colori, e sono utilizzati soprattutto smalti. Allora qui ferma un attimo solo perché abbiamo Nico da Rubano, poi continueremo con i quadri. Vai Nico. Mirella, buongiorno, intanto grazie della compagnia. Grazie a te. Ecco, vi seguo molto spesso, più di qualche volta vorrei intervenire, però mi piacerebbe, vorrei intervenire, però o mi manca il coraggio o insomma, allora, parlate di femminicidio. Sì. Femminicidio, io sono stato sclerosi multipla, pertanto sono solo e la solitudine mi pesa, mi fa pesare, sono stanco e praticamente mi sono fatto pregare per la solitudine da una donna che mi ha rubato, mi sono fatto fregare tanti soldi. Punto primo. Punto secondo, ho dato l'amicizia a sempre delle ragazze che riesco a fare ancora le passeggiate, conosciute così per caso, e niente, mi sono entrati in casa in 3-4 e mi hanno fatto un bel furto. A livello religioso ho fatto un corso di buddismo, taoismo, antroposofia, teologia. I preti lasciano stare perché ho anche delle doti. Io sono stato detto guaritore. All'Eisman sono seguito anche dalla psicologa e io gli dico queste cose, però la psicologa cosa dice? Sono casi. Non ci credo, è condizione psicologica. Ben venga che sia condizione psicologica, però se io a livello di condizione psicologica, insomma che roba là, riesco a farli guarire, altro che detto niente. E dopo bullizzato, mamma mia, ha iniziato dalle elementari, maestra delle elementari. Cioè, mi scompiamano le gomme della bicicletta, la maestra delle elementari non ha mai detto niente. Io sono dislessico dalla nascita, io ho fatto i miei corsi per imparare a leggere, ma la maestra delle elementari che per sentito dire va in chiesa tutte le domeniche, anche in chiesa dal greco, riunione di persone. Anche la professoressa delle medie, sa quante umiliazioni che mi hanno dato? Insomma, dai, io ho fatto anche qualche corso perché con la sclerosi multipla ho perso la memoria, mi sono fatto, anche adesso ecco, come una volta ti ho detto, io voglio diventare ricco, non per il discorso di essere ricco,
Allora Nico, lasciami il tuo numero per cortesia che ti farò chiamare, perché ecco, hai bisogno di aiuto, di un supporto oltre che psicologico, un supporto di vicinanza diverso che solo di presenza. questa, ecco, in presenza. Ecco, se hai piacere, ecco, io lo giro a Annalisa, che ha capito benissimo la tua situazione, soprattutto questa voglia di parlare, di esprimerti, perché le persone solo sono quelle proprio che hanno più desiderio di parlare. Allora, continuiamo a vedere i quadri di Manuela Gianetti, che fanno capire, ecco, la sensibilità. Questo, per esempio, è una lavorazione con la stoffa e il vetrificante. Allora, questo qui ha vinto il premio a Klagenfurt con il Museo MIT di Torino, e questo l'ho chiamato le montagne ghiacciate. Ovviamente si vede i colori, l'azzurro, l'oro, e vuole essere un quadro soprattutto d'arredamento più che emotivo. Andiamo avanti. Ecco, questo è invece sempre fatto con la stoffa, si chiama il Tuareg. Vedete quella figura astratta, ovviamente, col nero, vedete che c'è quel nero e l'azzurro al centro, e l'oro che rappresenta la sabbia, il vento che scuote. I colori del Tuareg sono appunto l'azzurro e il celeste, che sventola, diciamo, questo mantello, questa, com'è che si chiama, Mirella? Aiutami. Cosa? Il vestito del Tuareg. Ecco. Questo è un quadro, i miei quadri sono tutti grandi, ecco, come questo, sono 1,50 m per 1 metro. Qui io l'ho chiamata la risurrezione. La figura al centro è resina epossidica, quindi risulta al tatto come fosse quasi plastica, è un po' all'infuori, e come vedete si vede chiaramente che è una figura mistica quasi. La base invece è materica, cioè il nero è materico, non è liscio, fatto con colla, smalti e sabbia Vedi e cemento. l'importanza anche di spiegare il quadro, nel senso che una casa lo deve veramente guardare, fissare, e ognuno poi lo interpreta alla sua maniera, perché tu lo stai spiegando, però magari a casa lo vedono in maniera diversa, la figura è diversa. Sentite anche l'importanza anche dei materiali. L'astratto è proprio questo, no? Che poi ognuno di noi vede, vede se stesso, la propria anima o quello che ha vissuto all'interno del quadro. Tra l'altro io cerco anche di esprimere un dialogo attraverso il quadro tra il possibile cliente e il quadro. Infatti mi dicono: ah, tu hai voluto esprimere questo con questo, e io dico: Madonna, bravi, perché allora vuol dire che riesco a farmi capire. Il quadro precedente che si vedeva col rosso era una metropoli, quindi il caos della metropoli. Molto importante. Allora adesso andiamo a vedere anche il video che ha portato Annalisa Todoberto, che fa capire l'importanza della sclerosi multipla. Guardate bene, perché riuscirete a capire, ecco, un'altra sensibilità. Di fronte alle sfide della vita non è importante solo vincere, ma non smettere mai di combattere. Contro la sclerosi multipla ogni traguardo raggiunto è una conquista. AISM è con le persone che lottano ogni giorno per garantire i diritti, per moltiplicare i successi della ricerca, per dare a tutti la possibilità e la forza di scegliere, di condividere le proprie emozioni, i propri sogni, le proprie storie, e per raggiungere nuovi, incredibili traguardi. Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Insieme, una conquista dopo l'altra. Annalisa, una squadra veramente fatta principalmente da donne molto giovani, che capiscono l'importanza di essere in prima linea, ecco, di far capire l'importanza dell'ascolto, come ha detto il nostro Nico, e che ringrazio di aver chiamato, finalmente è riuscito a prendere quel cellulare e chiamare. Non è facile, non è semplice. Forse noi donne abbiamo
in più questo, riusciamo a osare, ecco, superare l'asticella e dire no, e io ci sono, devo dirlo che ci sono. Ecco, quanto importante è la squadra, Annalisa? Ma è molto importante perché la sclerosi multipla è una malattia femminile, perché 2 persone su 3 sono donne e sono donne anche giovani. Quindi la diagnosi generalmente viene tra i 20 e i 40 anni, ma anche prima. Quindi, le donne si mettono in gioco, non hanno paura di anche dimostrarsi, perché molto spesso, e lo parlo per esperienza, tendi a non dire della malattia, perché hai paura di essere etichettato, di essere... Invece noi non abbiamo bisogno di compassione, abbiamo bisogno di forze, di unirci, di avere una vita più normale possibile, e lo possiamo fare solo assieme, perché quel motto che è il nostro motto, insieme una conquista dopo l'altra, lo abbiamo, i fatti li abbiamo. Se 20 anni fa non c'erano terapie per la sclerosi multipla, adesso abbiamo 20 farmaci, vuol dire che insieme abbiamo fatto tanta strada. Abbiamo fatto tanta strada, abbiamo fatto la Carta dei diritti delle persone di sclerosi multipla, dove c'è scritto che tutti abbiamo diritto al lavoro, all'inclusione, all'autodeterminazione, perché non dobbiamo aspettare che le cose ci arrivino dall'alto, dobbiamo farlo noi. Bravissima. Dobbiamo essere noi prima di tutto. E questa è l'occadina che naturalmente non è riuscita a mandare Annalisa, ma io ve la faccio vedere, adesso i nostri bravi registi la inquadreranno. L'importanza anche del 7 giugno, cosa succederà? C'è un evento regionale, tutte le sezioni del Veneto hanno organizzato proprio giovani, un incontro per i giovani con sclerosi multipla, gli Young, come noi chiamiamo il gruppo Young. È un incontro dove si parlerà di sclerosi multipla, dove ci saranno i momenti di confronto, aperto alle persone con sclerosi multipla fino ai 40 anni. Anche qui, ragazzi, non abbiate paura di dire ho la sclerosi multipla e voglio fare qualcosa. Ne avrete solo da guadagnare. Ne avrete solo da guadagnare, perché la paura, la malattia vissuta insieme fa molto meno paura. Certo. Molto meno paura. La condivisione, parlare con chi vive più o meno la tua stessa problematica, serve, perché hai una spalla che ti ascolta, ma che ti sprona ad andare avanti, a dire ok, va bene, oggi è un momento di difficoltà, guardiamo avanti, domani andrà meglio. E soprattutto non sono sola, non ce l'ho solo io, la condivido, con la condivisione della malattia. Manuela, cosa volevi aggiungere? Vedevo che volevi aggiungere qualcosa. Sì, io credo che in tutte le malattie sia così, giusto, oncologiche, ma anche, io pensando ai femminicidi, anche in questa cosa qui, no? Cioè, se noi donne non ci vergognassimo, perché alle donne o alle ragazze che succedono queste violenze incredibili, inaudite, che poi possono essere psicologiche e poi sfocia anche nel fisico, purtroppo, se noi non ci vergognassimo di raccontare, oltre che denunciare, ma fare una squadra, esattamente come ha detto lei, scusami, che non ci sentiamo sole, è una cosa importante. Io direi, mi raccomando, parlando del mio argomento, certo, nel senso che tu sai che io ho portato spesso questo argomento nelle mie mostre, parlando con le ragazze. Io ho 2 figlie, una è sposata, l'altra ha quasi 20 anni e le dico sempre: Barbara, mi raccomando, qualsiasi tipo di violenza che tu possa vedere in un ragazzo, che è sicuramente psicologica, o anche che alza la voce in una maniera sbagliata o che prende il tuo telefono per controllare quello che fai o che non fai, è meglio lasciare ora e soffrire ora che soffrire magari... Dillo alla mamma che gli faccio io un bel ritratto a quel ragazzo. Nadia, intervengo immediatamente. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao carissima. Niente Mirella, volevo confermare che come sai io ho fatto la chemio e quando ci trovavamo là, perché adesso l'ho finita il 9 aprile, ho fatto l'ultima e quando ci trovavamo tutte, magari gran parte eravamo tutte donne, durante la terapia si parlava
ma si parlava tanto e ci confidavamo i controindicazioni che provocava la chemio, cosa provavamo, cosa ci sentivamo. Guarda, è stato da una parte uno sfogo veramente, e penso come sono stata bene io, sono state bene anche le altre donne. E volevo dirti che ho buttato via il turbante. Grande Nadia, grande Nadia, mi fai venire in mente un bretta. 15 giorni che, siccome mi dava fastidio, ho cominciato qua a casa e dopo sono andata fuori, vado al supermercato e non provo nessuna compassione, diciamo. Grazie, arrivederci Nadia. e buona giornata e Cara forza Nadia. ragazze. Mi fai venire in mente Ombretta Frezza qui in trasmissione che gli ho detto togliti la cuffia e lei se l'è tolta e non se l'è più messa da quel giorno là. Ecco, il coraggio di osare. Qualcuno mi ha detto ma cosa fai? Io non gliel'ho obbligata, è lei che ha sentito che era giunto il momento di buttarla via e di non vergognarsi, di mostrare questo cuoio capelluto. A volte io penso, vediamo delle persone rasate che non hanno niente, non fa nessun effetto, chissà perché poi c'è questa, ecco anche qua culturalmente siete voi che state combattendo, ecco, questo pudore che giustamente c'è in ognuno di noi, bisogna capire quando lo tiri fuori e perché lo tiri fuori. Ognuno ha i suoi tempi, quindi vanno rispettati questi. Bravissima. Mi volevo riagganciare poi alla violenza che diceva Emanuela. Abbiamo anche delle donne con sclerosi multipla che hanno delle discriminazioni anche all'interno della famiglia, perché magari una donna che non riesce più a fare determinate cose a volte vive della violenza anche solo psicologica all'interno della famiglia. Quindi noi ci siamo anche per questo, abbiamo anche dei gruppi proprio che seguono queste problematiche, ma quello che voglio dire anche alle donne: non bisogna subire, non bisogna stare zitti, non bisogna. Lo so che è più facile dirsi perché le situazioni bisogna viverle, ma anche chi ha una malattia non è colpa nostra, qualsiasi malattia, ma non è colpa nostra se ci è arrivata una malattia, e non dobbiamo giustificare niente a nessuno, anche la nostra difficoltà non la dobbiamo giustificare, c'è, e dobbiamo soprattutto partire da noi, dire non ce la faccio, e guarda, e qua lo dico e me lo dico a me stessa, avere a volte di dire ok, oggi è una giornata, no, e non ce la faccio, e mi devo prendere anche i miei tempi. Non dobbiamo dimostrare che dobbiamo fare più degli altri. Bravo. Già quello che facciamo in tanti, e solo uniti, più siamo più contiamo, se no, se ognuno vive la sua da solo si fa poco. Grazie veramente Annalisa, Todoberto, di capire e spiegare soprattutto l'importanza, ecco, di essere vivi, di vivere la quotidianità nonostante le malattie, però bisogna fare squadra con chi si occupa di questo, perché noi dobbiamo capire che c'è qualcuno che ci può aiutare, che ha lo stesso nostro problema, e anche questa trasmissione dimostra che poi le persone chiamano, telefonano e dicono veramente i problemi della quotidianità. Allora, chi abbiamo in linea? Chi? Tiziana, vai Tiziana. Allora, senta, io volevo segnalare mio figlio. Mio figlio non ha la sclerosi multipla, ma ha la poliarterite nodosa, quasi non cammina più. Però noi siamo un po' alla deriva, perché siamo in cura dalle malattie rare di Treviso, però non c'è nessuna associazione, niente. Siamo un po' alla deriva. Tiziana, lascia il tuo numero che poi ti metterò in contatto magari anche con Annalisa. Vedete l'importanza di conoscere, siamo in tanti, ma se non ci conoscono il villaggio delle associazioni, tu lo sai, che abbiamo creato, serve a questo, a capire chi siamo, cosa facciamo, perché sennò la solitudine regna sovrana e questo non va bene. Perciò Tiziana, lascia bene il tuo numero che poi ti richiamiamo. Allora, ormai siamo in chiusura, ecco, vediamo un
un altro quadro, non so se ce n'è ancora di Sì, mi Emanuela pare di averne Giannetti, mandati ancora. Giannetti, vediamo altri quadri, chiudiamo in bellezza con questa luce, con questo colore. Allora, vai Emanuela. Questo appunto, l'ho spiegato prima, è la metropoli, quindi il caos che ne deriva nel vivere in una città grossa. Oppure quando ti arriva una malattia, il caos totale nella mente. Brava, anche questo è l'esplosione dell'universo, anche questo è un quadro materico, 1,60 m per 1 metro. Non si vede la matericità perché nelle fotografie è un po' difficile. Volevo aggiungere un'altra cosa, che allora un quadro mio, io sono seguita da Antonio Pezzella, che è il gallerista e ha appunto una galleria a Fontane di Villorba, e lì trovate un mio quadro. Se volete vederlo. E poi sarò anche a Venezia, a Piazza San Marco con Palazzo San Teodoro con Cristiano Muda, che è uno storico e critico d'arte. Questo altro quadro materico, ecco, qui ho usato, dove vedete quell'azzurro, ho usato la resina per renderlo più lucido. Poi c'è quella parte in oro che è tutta in fuori perché è fatto di segatura, di fili, e lì vuole spiegare come il vaso di Sacro Graal, che praticamente noi abbiamo la forza di uscire dal buio verso la luce, ecco, un po' per agganciarci, esatto, per malattie psicologiche o fisiche. Veloce Annalisa, come ci saluti? Niente, io vi saluto dandovi un appuntamento domenica, saremo in piazza Aldo Moro il pomeriggio per sensibilizzare sulla sclerosi multipla nell'ambito della settimana nazionale, quindi anche chi vuole conoscerci, siamo là, la nostra sezione è presente al momento dentro l'ospedale, il settore F dell'ospedale Cafoncello, comunque anche nella pagina Facebook, Instagram, tutto, ci trovate, chiamateci, noi ci siamo. Grazie a Annalisa Todoberto di essere stata con noi, grazie a Emanuela Giannetti, grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Brave ragazzi! Ciao! Oggi vi presentiamo un'alternativa ad una nota azienda internazionale. Vi presentiamo il McTerre, l'hamburger per tutti, grandi e piccini. Allora, iniziamo a preparare l'impasto degli hamburger. Abbiamo qui dell'ottima carne di manzo, macinata dal macellaio con un disco abbastanza grosso, quindi se la ordinate gli dite che dovete fare degli hamburger e il macellaio ve la macinerà, come potete vedere, con una grana abbastanza grossa, non la grana che si usa solitamente per fare i ragù di carne. Allora prendiamo la nostra polpa, la mettiamo in un contenitore e iniziamo con il versarci 2 uova intere, un pizzichino di sale, un pochina di cipolla tritata molto fine, anche perché così poi potete apprezzarne solo il profumo ma non la sentirete in bocca, una bella cucchiaiata di ketchup, qualche goccia di Worcester sauce, che è una salsa che trovate normalmente nei negozi alimentari, una salsa che si trova normalmente e dà un buon sapore al tutto, un goccio, ma proprio un goccio di brandy, e per terminare un pochino di pepe oltre al sale che abbiamo già messo. Ecco, questi sono gli ingredienti per l'impasto. Dopodiché inizieremo ad impastare il tutto. Lo lavoriamo per circa 3-4 minuti e se l'impasto dovesse risultare troppo morbido
andremo a legarlo con del pane grattugiato che abbiamo preparato in precedenza. Ecco, dopo aver manipolato per alcuni minuti l'impasto, notiamo che è ancora leggermente troppo morbido, per cui andiamo ad aggiungere un po' di pane grattugiato, reimpastiamo il tutto ben bene e dopodiché andremo a formare il nostro hamburger. Abbiamo raggiunto all'incirca la giusta densità. Se è giusta lo vedremo poi in cottura. Quindi prendiamo un po' della nostra carne, la appallottoliamo leggermente in modo da togliere eventuali bolle d'aria che ci sono all'interno, dopodiché incominciamo a preparare l'hamburger. Se avete lo stampino meglio, altrimenti procediamo così. Piano piano lo abbassiamo e con la mano gli creiamo il bordo, perché il bordo non deve frastagliarsi, perché altrimenti in cottura vi si spaccherebbe tutto. Quindi cerchiamo di dargli un bel bordino. Sapete che l'hamburger poi in cottura leggermente si ritira, quindi anche se create un bel hamburger bello largo, poi vi torna un po' più piccolino. Come potete vedere, se io premessi così, vedete, lo rompo, invece no, con l'aiuto della manina lo portiamo a non frastagliarsi all'esterno. Con una palletta andiamo leggermente a sollevarlo, dopodiché prendiamo un po' di burro e sporchiamo leggermente noi la piastra, voi a casa una bella pentolina antiaderente, ed andiamo a iniziare la cottura dell'hamburger. Vedete? Lo appoggiamo sopra e mentre lui pian pianino inizia a cuocersi, noi prendiamo le nostre fettine di pane d'hamburger, le imburriamo leggermente e mettiamo pure queste a rosolarsi leggermente in un angolo più freddo della piastra. Ecco qua, il nostro pane si sta rosolando, quindi lo mettiamo in una posizione un po' meno calda. Mentre attendiamo, prendiamo il nostro pomodoro, tagliamo due belle fettine di pomodoro, una fogliolina di insalata e andiamo a rivoltare l'hamburger. Questo è il momento cruciale. Se l'abbiamo fatto bene, l'hamburger non si rompe. Se l'abbiamo fatto male, si rompe. Pronti? Ecco qua. Come vedete è rimasto intero. Ricontrolliamo il nostro pane, lo giriamo anche dall'altra parte e lo lasciamo rosolare e scaldare anche dall'altra parte. Attendiamo alcuni minuti, poi andiamo a preparare il piatto. Iniziamo a comporre il piatto. Prendiamo il nostro piattino, il pane da hamburger. Ecco, possiamo dire due cose qui. Per gli adulti, se gli adulti gradiscono, in questo momento, mentre l'hamburger sta terminando di cuocere, potrebbero aggiungere un po' di cipolla tritata a rondelle, tagliata a rondelle, scottata leggermente in piastra, e quindi potrebbero prendere l'hamburger con la cipolla. Diciamo che per i bimbi è meglio di no. Prendiamo il nostro hamburger, lo appoggiamo al centro delle due fettine, andiamo a chiudere la decorazione, che poi è una decorazione che andremo anche a gustarci, con queste tre fettine di pomodoro, la nostra fogliettina di insalata, saliamo leggermente il pomodoro e a questo hamburger possiamo abbinare una salsa maionese, una salsa rosa, possiamo abbinare un po' di ketchup messo a parte e poi andiamo a gustarcelo nella tranquillità della nostra casa.